Allora, buonasera. Consiglio Comunale di oggi, martedì 24 marzo. Chiedo scusa per questa riunione di capigruppo straordinaria, ma l'abbiamo fatto per trovare un modo di votare il punto all'ordine del giorno sui quartieri in modo da non accavallare le discussioni, in modo da avere un po' di ordine, e abbiamo raggiunto un accordo che ci ha trovati assolutamente condivisi. Allora, un saluto ai consiglieri e al pubblico. Vorrei dare una comunicazione tecnica. Abbiamo sistemato un pochino l'impianto audio. Chiederei ai consiglieri di non parlare né a 1 metro di distanza e né a pochi centimetri per un problema di audio, per un problema di qualità dell'audio. Passo subito la parola al dottor Spessotto per l'appello nominale. Buonasera. Botteon Adriano, Carnelos Graziano, Costa Giuseppe, Dareggian Antonio, Darcier Caterina, De Bastiani Alessandro, De Valier Fabio, Dus Marco, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Maset Giuseppe è assente giustificato. Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano, presente. Tonon Roberto. Presente. 16 presenti su 17. Quindi presenti 16 consiglieri su 17. Gli scrutatori, nominiamo gli scrutatori. Inviterei ad accettare la carica Marco Dus, Caterina Darcier e il consigliere Posocco, se sono d'accordo. Va bene? D'accordo. Ecco, prima del punto numero 1 all'ordine del giorno do la parola al consigliere Sant'Antonio per una breve richiesta indirizzata in particolare al Presidente della Prima Commissione. Prego, consigliere. Sentite? No. Buonasera a tutti. Prendo spunto dall'ultimo intervento dello scorso Consiglio Comunale che ho fatto, cioè l'interpellanza sul turismo, dove chiesi al Presidente che magari argomenti di questo genere potessero venire trattati come interpellanze all'inizio della seduta, e il Presidente mi diede anche l'appoggio e il consenso. Allora io leggo molto velocemente questa mia mozione d'ordine che va nell'ordine di idee della modifica dell'articolo 21, comma 10 del regolamento del Consiglio Comunale, che in pratica tratta scusate il gioco di parole, la trattazione delle interrogazioni o interpellanze. L'obiettivo è quello di chiedere alla vostra attenzione, alla vostra cortese attenzione, di poterle portare all'inizio delle sedute del Consiglio Comunale. L'articolo, allora, oggetto, modifica dell'articolo 21,10 del regolamento del Consiglio Comunale. L'articolo 23 del regolamento del Consiglio Comunale tratta la mozione d'ordine. Proprio a questo articolo, signor Presidente, voglio fare appello, cogliendo di buon grado la sua puntuale richiesta espressa nel precedente Consiglio Comunale, dove mi invitava, col suo pieno supporto, a presentare una mozione d'ordine sulla organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, ed in particolare sul temporale intervento delle interrogazioni ed interpellanze, che l'articolo 21,10 puntualmente recita: la trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie nella parte finale della seduta pubblica, affinché venga modificato in: la trattazione delle interrogazioni e interpellanze avviene nelle adunanze ordinarie nella parte iniziale della seduta pubblica. Invito il Presidente, vista la non presenza per l'intero dei consiglieri comunali, di porre da subito in discussione con mozione d'ordine che possa arrivare ad una votazione che impegni il Presidente della prima commissione competente, affari istituzionali e attività culturali, a convocare la commissione per arrivare al prossimo Consiglio Comunale con la proposta di approvazione per la modifica del comma 10 dell'articolo 21 come sopra indicato. Ringraziando, cordiali saluti, Paolo Sant'Antonio, e la consegno firmata al Presidente. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Personalmente ritengo che la prima commissione debba fare
Sì, no, ti do subito la parola. Debba aggiustare il regolamento in tanti altri punti. Comunque vedo che mi chiede la parola il consigliere Dus. Sì, buonasera a tutti. No, dato che sono un po' stato tirato in causa, allora volevo fare una piccola precisazione sul punto. Innanzitutto inviterei il consigliere Sant'Antonio a portare queste sue richieste legittime e che potrebbero essere anche condivisibili all'interno della prima commissione. La prima commissione si è riunita anche la scorsa settimana, magari se veniva poteva portare lì questa richiesta. Inoltre chiedo al consigliere Sant'Antonio se è al corrente del fatto che la modifica è stata fatta dalla giunta che lei aveva sostenuto nell'ultima campagna elettorale, per cui volevo chiedere se innanzitutto se i membri della minoranza sono d'accordo con questa modifica. In ogni caso l'impegno su questo come su altri punti, dopo aver sentito la maggioranza e la minoranza, verrà valutato certamente. Grazie. Prego, consigliere Sant'Antonio. Rispondo alle due osservazioni in modo flash e colgo l'occasione anche per rispondere soprattutto al fatto della mia assenza nella prima commissione, prendendo spunto e qui invito proprio a rivedere il regolamento in questi termini, perché è, dico, impossibile che possa avvenire la convocazione di una commissione, ed è già la seconda volta che avviene, 2 giorni prima di fatto il lunedì cioè il venerdì per il lunedì o 2 giorni prima. Io lo so che è possibile per regolamento, ma dico, se vogliamo fare le cose fatte bene, il Consiglio Comunale si sa che è fra un mese e nulla vieta di aspettare gli ultimi 2 giorni per invitare le persone, altrimenti mi dite, cioè, le differenze fra almeno per sentito dire, con la precedente amministrazione che secondo qualcuno invitava sempre all'ultimo minuto, allora o ci sono problemi di tipo tecnico e quindi anche voi, voglio dire, invitate sempre all'ultimo secondo, 2 casi sulla commissione numero 1 a distanza di 2 giorni, oppure evidentemente io penso che ci siano dei problemi tecnici evidentemente, ma sapendo che il Consiglio Comunale si può organizzare un mese prima, la Commissione si può anche invitare una settimana prima, 15 giorni prima, non bisogna aspettare l'ultimo minuto. Sappiamo che tutti lavoriamo, tra l'altro la gente lavora anche a distanza, quindi c'è proprio la difficoltà nell'organizzarsi. Le commissioni vengono fatte anche alle 3-4 il pomeriggio, io non faccio l'impiegato statale né tantomeno l'insegnante, pertanto mi è difficile alle 3 pomeriggio essere qua presente. Se volete avere del valore aggiunto anche da persone che non siano statali, insegnanti, chiuso il discorso, ma che gente che lavora nel mondo esterno in qualche modo, allora dovete anche agevolare queste presenze e quindi avere un po' anche di valore aggiunto da persone che fanno altri tipi di mestieri. La seconda osservazione, io dico, io non c'ero prima, sono nuovo e quindi mi sono sentito, e non mi interessa quello che hanno fatto le amministrazioni precedenti, ritengo che riportare discussioni importanti all'inizio sia fondamentale e quindi faccio la richiesta indipendentemente da cosa ne pensi l'altra parte della minoranza. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Rilevo che la sua non è una mozione d'ordine, adesso non la votiamo, ne prendiamo comunque atto e la sottoporremo agli organi competenti. D'accordo? Do la parola al sindaco Tonon, punto numero 1 all'ordine del giorno. Comunicazioni del sindaco, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Domani sera alle 20 la nostra città renderà omaggio ad una grande giornalista che ha pagato con la vita la sua determinazione a scrivere sempre la verità, per quanto scomoda, e a lottare per i diritti umani.
Intitoleremo infatti l'emeroteca civica, sita al secondo piano della biblioteca comunale, ad Anna Politkovskaya, cronista della Novaya Gazeta, uccisa sotto casa a Mosca il 7 ottobre 2006. Intitolare il luogo dove si raccoglie la stampa ad una donna simbolo della libertà di stampa ci è sembrato significativo quanto eloquente. L'occasione ci è data dalla presenza in città da stasera della figlia Vera Politkovskaya assieme ad Ella Kesaeva, presidente dell'associazione La Voce di Beslan, composta da genitori e familiari dei 300 morti della tristemente famosa strage della scuola russa. Le due vicende, l'assassinio di Anna Politkovskaya e la strage di Beslan, sono accomunate dal pervicace tentativo della giustizia russa di nascondere la verità e di insabbiare la vicenda a copertura dei responsabili. Di questi temi le due illustri ospiti parleranno domani sera, dopo la cerimonia, nell'aula civica al Museo della Battaglia alle 20:45 nel convegno intitolato Da Anna Politkovskaya a Beslan, il dovere della verità, organizzato dal Comune con l'associazione MAI e con l'associazione Mondo in Cammino, che proprio quest'anno celebra i 10 anni di attività. Naturalmente siete tutti invitati alle 2 alla cerimonia e alla serata. La seconda comunicazione riguarda i nuovi orari per gli uffici comunali, un orario di apertura al pubblico uguale per tutti gli uffici del quadrilatero. La modifica persegue l'obiettivo di armonizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici sopra quelli presenti nel quadrilatero e collocati in questo edificio in cui c'è la sala consigliare, che fino ad ora erano articolati su diversi orari, per riordinare e agevolare l'accesso dei cittadini ai medesimi uffici. In particolar modo il nuovo orario sperimentale prevede il prolungamento dell'apertura degli sportelli le mattine del lunedì e venerdì e il giovedì pomeriggio, con l'intento di facilitare l'accesso agli uffici durante la pausa pranzo o verso la fine della giornata lavorativa. In particolare dal 1 aprile 2015 questo sarà l'orario: lunedì e venerdì dalle 10 alle 13:45, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12:45 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Il sabato sarà garantito il solo servizio di stato civile presso i servizi demografici con orario dalle 9 alle 11. Invece i tecnici comunali manterranno il consueto orario che si può consultare direttamente sul sito internet del Comune alle pagine dedicate agli uffici. La terza comunicazione riguarda invece il centro antiviolenza che è stato presentato al Museo della Battaglia con la presenza anche di un numeroso pubblico e del direttore generale dell'ULSS. Buon per noi, la Regione Veneto ha finanziato l'istituzione del centro antiviolenza con un finanziamento di 25.180 euro che è pari al 100% di quanto richiesto, per cui il centro antiviolenza partirà prossimamente. Grazie. Grazie al Sindaco Tonon. A questo punto passiamo direttamente al punto numero 2, regolamento dei consigli di quartiere. Ecco, prima di dare alcune delucidazioni, passo la parola all'assessore Barbara Denardi per l'illustrazione in merito. Grazie. Buonasera a tutti intanto. Così? Si sente? Questa sera voi consiglieri comunali avete l'opportunità di ricostruire la partecipazione a Vittorio Veneto. Con l'atto che viene sottoposto alla vostra approvazione promuoviamo un'amministrazione di prossimità e offriamo ai cittadini uno strumento di partecipazione democratica alle scelte amministrative. A seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 68 dello Statuto Comunale a opera dell'allora maggioranza, si era verificata la caducazione del regolamento dei comitati di quartiere e dell'istituto stesso dei consigli di quartiere. Con deliberazione consigliare 35 del 28 ottobre del 2014, lo Statuto è stato nuovamente modificato dall'odierna amministrazione, inserendo il comma 2 all'articolo 68 recante organismi di partecipazione.
Si tratta ora di approvare un nuovo regolamento che disciplini i consigli di quartiere, tenuto conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella normativa nazionale. Successivamente, infatti, l'articolo 2,29 della legge 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008, successivamente rispetto alla precedente modifiche, era intervenuto a modificare l'articolo 17 del TUE, prevedendo l'abolizione delle circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, e nel 2009 era stata disposta l'abolizione delle circoscrizioni nei comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 200.000 abitanti. Attualmente dunque le circoscrizioni di decentramento sono normativamente previste per i comuni con più di 250.000 abitanti e facoltativamente per quelli tra i 100.000 e i 250.000. Va chiarito che tuttavia nulla è mai stato normativamente previsto, nemmeno in precedenza, per i comuni con un numero di abitanti inferiore ai 30.000, qual è il comune di Vittorio Veneto, sia per quanto riguarda l'istituzione sia in relazione alla soppressione dei comitati di quartiere, rimaste entrambe nella potestà discrezionale dell'ente. Le scelte normative del legislatore nazionale, quindi, seppur indirizzate alla riduzione dei centri decisionali istituzionali, non hanno di fatto inciso direttamente sulla cornice giuridica nella quale oggi ci muoviamo rispetto a quanto era previsto all'epoca dell'abrogazione dei consigli di quartiere, operata dall'amministrazione allora a guida leghista. Qual è dunque il fondamento giuridico della delibera che viene sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale di questa sera? In generale, oltre all'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali cui prende parte, l'articolo 118 della Costituzione, all'ultimo comma, prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. L'articolo 6 del TUEL, che è rimasto invariato anche in seguito alle ultime modifiche normative, chiarisce che lo Statuto Comunale stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, la partecipazione popolare, il decentramento, accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Il successivo articolo 8, sempre del TUEL, prevede che i comuni, anche sulla base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto. L'istituzione di tali organismi in comuni come quello di Vittorio Veneto, allo stato attuale della normativa, continua quindi a permanere come un'espressione di discrezionalità politico-amministrativa, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali che regolano l'ordinamento giuridico. In tutto il territorio nazionale moltissime realtà comunali demograficamente assimilabili a quella vittoriese e anche più rilevanti sono dotate di comitati di quartiere o sono in procinto di farlo. Un esempio, ad esempio, è il comune di Schio, che ha recentemente istituito i consigli di quartiere. Non solo una tradizione vittoriese lunga decenni, quindi. Non vengono istituite, con la proposta di questa sera, delle circoscrizioni di decentramento, ma degli organismi di partecipazione popolare. Per le ragioni giuridiche esposte, i consigli di quartiere non potranno avere funzioni amministrative o consultive, né possono configurarsi quali organi di rappresentanza politico-amministrativa, concorrendo sul piano amministrativo a formare gli atti dell'ente, attività che rimane di pertinenza del solo Consiglio Comunale. Ma la loro peculiarità è di coinvolgere ulteriormente la comunità locale nelle scelte rilevanti per il singolo quartiere e la città. Non può essere costituito di fatto un altro organo politico-amministrativo aggiuntivo rispetto ai tre già individuati dal TUEL, il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Per quanto attiene alle istanze proposte dai consigli di quartiere, si segnala sin d'ora che la necessità di una risposta e i relativi termini sono indicati dalla normativa in materia, la legge 241 del 90, e ogni ulteriore prescrizione, ad esempio imposizione di termini diversi, rappresenterebbe un aggravamento del procedimento amministrativo e sarebbe pertanto in contrasto con la ratio della normativa sovraordinata, quella nazionale per intenderci.
Tra i punti più salienti, l'estensione della proposta di questa sera è l'estensione del diritto di voto ai cittadini comunitari che risiedono da almeno 3 anni nel quartiere e quelli extracomunitari che vi risiedono da almeno 5, al fine di coinvolgerli maggiormente e sviluppare anche in loro il senso di appartenenza della comunità. I presidenti dei consigli di quartiere saranno invitati a assistere quali uditori alle sedute delle commissioni consigliari. Del pari saranno invitati a assistere, sempre come uditori, alle sedute del consiglio comunale e siederanno in un'area che sarà per loro appositamente riservata all'interno della sala consigliare. Non si creeranno quindi nuovi consiglieri comunali, le cui competenze e prerogative sono e rimangono distinte, ma si consentirà di fatto ai consigli di quartiere di prendere direttamente contezza dell'andamento dell'attività amministrativa. In particolare, per quanto riguarda il diritto di informazione e di accesso agli atti, esso è previsto per i consiglieri comunali da una norma speciale che lo configura con modalità particolarmente estese e ben specifiche. Trattandosi, come detto, di norma speciale, essa non può essere estesa per analogia e tramite regolamento, che è di per sé fonte subordinata, a soggetti diversi privi di identica qualifica. Stretta conseguenza della loro natura è l'impossibilità di prevedere oneri diretti a carico del bilancio comunale per il funzionamento dei consigli di quartiere. La partecipazione non deve in generale significare aggravamento delle procedure burocratiche, non deve essere contraria alla semplificazione, non deve aggiungere altri passaggi burocratici ai già troppi che ci sono nella pubblica amministrazione italiana, tristamente famosa nel mondo per questi aspetti negativi. Democrazia è partecipazione, ma senza decisione resta esercizio di mera retorica fine a se stesso e lesivo del benessere della collettività. I quartieri come luoghi di socialità, spazio di confronto e dibattito, anche se non inserito nel procedimento amministrativo in senso stretto, quindi. Luoghi dove attingere a richieste e sollecitazioni per intervenire sui temi di maggiore interesse e promuovere iniziative di cittadinanza attiva. Grazie consigliere De Nardi. Allora, prima di passare la parola ai consiglieri, volevo soltanto riepilogare che il testo del regolamento è passato naturalmente nella competente commissione e, come vedete, la commissione ha apportato le modifiche che vedete. Le aggiunte sono segnate in viola, queste sono le parti eliminate. Questo all'articolo 1, poi all'articolo 2 è aggiunta la denominazione di veglia, è stata aggiunta, voi lo dovreste già trovare nel testo della delibera. Poi è stato tolto un numero massimo di, quindi come vedete all'articolo 3, nessuna modifica agli altri articoli e credo all'articolo 16, ecco, era semplicemente un errore di ortografia, potranno invece che potrà. Invece una cosa della quale quasi nessuno si era accorta è rimasto un refuso che illustro all'articolo 9 semplicemente perché è proprio stata una svista, quando dice all'ultimo capoverso, in ordine al funzionamento e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine esistenti nel quartiere e non nel consiglio di quartiere. Quindi questo è stato semplicemente tolto. Ecco, a questo punto apro il dibattito ai consiglieri. La parola al consigliere Carnelos. A dire la verità, avevo spinto per la mozione d'ordine, ma lei non ha... Come vuole Carnelos. No, allora, no, adesso non... annullo la sua prenotazione. Vedo il consigliere De Valier.
Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini che ci guardano dalla TV e volevo cominciare ringraziando tutti coloro che hanno permesso questa sera di portare in Consiglio Comunale questa che secondo me è una delle più grandi cose che si possono vedere al mondo, cioè un attestato di democrazia e di partecipazione popolare che non in tutti i paesi del mondo purtroppo si manifesta concretamente con atti e istituzioni come in Italia, in Europa e in alcuni altri paesi occidentali. Faccio questa premessa perché ringraziando appunto tutti coloro che hanno aiutato il gruppo di lavoro che ho avuto l'onore di presiedere, ringrazio gli assessori competenti che sia dal lato giuridico che dal lato decentramento hanno supportato lo sviluppo del gruppo, ma soprattutto i cittadini e le liste che hanno dato il loro appoggio critico, con critiche propositive, in alcune volte anche critiche che sono state ritenute da scartare, comunque ben accette in tutti i casi. E di cosa parliamo questa sera? Parliamo di democrazia. La democrazia nel mondo è l'antitesi, come sappiamo tutti, di un'altra parola che si chiama dittatura. E perché queste due antitesi? Non ci sono altri sistemi purtroppo di governo nel mondo, o un governo è democratico o un governo è dittatoriale, le mezze misure non ci sono. Perché affinché un governo sia democratico, anche il governo di una città, deve essere esteso il più possibile, secondo quello che diceva il filosofo Norberto Bobbio, a una partecipazione democratica, efficace, libera e diretta. Efficace, io l'ho inteso, ognuno fa le sue personalizzazioni e interpretazioni in questo termine. Efficace cosa vuol dire? Che deve arrivare agli obiettivi che si è preposta. Gli obiettivi sono quelli di soddisfare i bisogni della cittadinanza fondamentalmente. Quindi efficace deve arrivare alla cittadinanza. Diretta cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo solo quella che da tempo in Italia sussiste, cioè una democrazia rappresentativa, ma una democrazia che si spinge oltre la mera elezione dei rappresentanti e quindi va a incidere sulle territorialità, sugli interessi, sull'associazionismo, su tutte quelle parti di società che male o poco sono rappresentate da una democrazia puramente rappresentativa. Libera, cosa vuol dire? Da parte mia libera è una democrazia che arriva direttamente al cittadino, che dà espressione al cittadino di poter comunicare, di poter assistere e partecipare, quindi essere presente e prendere parte a livello partecipativo. Questo cosa mi ha spinto? Mi ha spinto ad agire fondamentalmente su un articolo della Costituzione che è l'articolo 21, che vi leggo. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Qualcuno le intende, e chiaramente la maggior parte, nel senso libertà di parola, quindi uno ha la libertà di dire. Ma la giurisprudenza e molti nel lato del diritto intendono anche dal lato diciamo non attivo, quello passivo, cioè il diritto ad essere informati. E in particolare, cito qua il professor Alberto Perulli, di cui ho avuto l'onore di assistere all'università, indicava in un libro che si chiama Diritti di informazione che la disponibilità delle informazioni e la loro circolazione rappresentano un valore costituzionalmente protetto, significativo del tasso di democraticità del sistema politico organizzato, capace di influenzare e condizionare l'esercizio dell'autorità e del potere legittimo. Quindi l'articolo 21, oltre ad essere un articolo che attiva il diritto di parola, attiva anche un altro diritto, quello di essere informati. Quindi la Giunta, il sottoscritto, il gruppo di lavoro e lo spirito con cui ci siamo mossi questa sera è stato quello di far partecipare i cittadini a livello territoriale, in forma associativa, in forma aggregata e riconosciuta quale istituzione politica, di farli appunto partecipare essendo informati.
La principale nozione e il principale diritto, io ritengo, nella cultura moderna globalizzata, tecnica, burocratica, che non lascia spazio se non ai competenti, l'unica cosa che un cittadino dovrebbe richiedere è l'informazione, perché l'informazione è potere. Un cittadino informato può agire e può reagire, un cittadino disinformato non lo può fare. Ecco perché ho voluto espressamente, e tutto il gruppo di lavoro ha promosso, l'informazione verrà data di prima mano in commissione ai delegati del quartiere, del consiglio del quartiere, e non di seconda mano come veniva prima, quando si davano i documenti o c'era un passaparola. Non c'era nessuna istituzione in cui il presidente di quartiere o suo delegato entrasse direttamente. Con questo quartiere, con questo regolamento, il presidente o suo delegato entrerà in commissione e avrà diritto a vedere tutti gli atti. Se non è trasparenza questa, qualcuno mi dica il contrario cos'è, tutti gli atti dell'amministrazione comunale insieme ai consiglieri eletti comunali, e quindi conoscendone le motivazioni e gli atti tecnici e soprattutto di prima mano. Grazie. Grazie consigliere De Valier. Qualche altro consigliere che intende prendere la parola? La parola al consigliere Saracino. Sì, buonasera a tutti e voglio fare i complimenti per l'intervento che ha fatto il consigliere De Valier, soprattutto sulle parole di democrazia. Ecco, noi di Partecipare Vittorio insieme a un'altra Vittorio abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questo gruppo di lavoro per la creazione del regolamento dei consigli di quartiere, e devo dire è stata un'esperienza molto positiva e molto diciamo illuminante, perché abbiamo visto che molte liste anche diverse nel modo di pensare si sono trovate unite nel voler riattivare i consigli di quartiere, ma riattivare i consigli di quartiere non con questo regolamento, con un regolamento che avevamo costruito insieme e ci avevamo messo d'accordo, che però non è questo qua presentato, e quindi io ho un diritto verso i cittadini vittoriesi, oltre che verso queste liste, di presentare degli emendamenti per rendere realmente efficace questo regolamento, e non che sia soltanto una maschera per dire abbiamo riattivato i consigli di quartiere. Grazie. Grazie consigliere Saracino. Allora, a questo punto, visto che non ci sono altri interventi, mi sono sbagliato evidentemente, consigliere Darè, prego. Il mio intervento è sicuramente opposto a quello del consigliere De Valier. La mia posizione è nota nei fatti, nei tempi, nei modi, nella forma. Ripeto, come ho sempre detto, questa è una marchetta elettorale che dovete assolvere nei confronti di una lista che vi ha supportato, e quindi adesso avete portato questo regolamento, che non è un regolamento, tra l'altro non è quello che qualcuno voleva. Mi pare che il consigliere che mi ha preceduto abbia espresso in maniera molto chiara questa sua posizione. Forse nell'elaborazione avete costruito un testo, in questo consiglio ne arriva un altro. Non è che mi interessi tanto né l'uno né l'altro, perché ritengo che la democrazia, come lei ha detto, massima espressione, sì, non siamo nel Trattato di Ginevra, non stiamo riscrivendo i Trattati di Ginevra, è un consiglio comunale, penso, aperto a tutti, tra l'altro anche alle televisioni, quindi con accesso agli atti da parte non solo dei consiglieri ma anche di tutti i cittadini. La trasparenza con la pubblicazione di tutti gli atti è vera, cioè tutti possono accedere nel vedere le delibere nello stesso tempo in cui le vedono i consiglieri di minoranza, quindi credo che tutti i cittadini siano sullo stesso piano. Portare avanti questo consiglio di quartiere, che poi ha dei costi, abbiamo detto, diretti e soprattutto indiretti, che sono nell'occupazione da parte del personale del comune
nel fornire la documentazione che possono trovare tranquillamente in internet e possono trovare tranquillamente presso, diciamo, gli uffici comunali. Tutto questo serve solo, ripeto, per così assolvere a quello che è stato un programma elettorale fatto assieme dalla vostra coalizione, e giustamente voi lo state portando avanti, però non ha nessun valore questo regolamento che voi portate, non dà al consigliere di quartiere presente in commissione nessun diritto di parola, non dà nessun diritto di può assistere ma nulla più, quindi non è che va a incidere in maniera profonda. Penso che un colloquio con l'assessore di reparto, con il sindaco da parte dei cittadini sia molto più importante che non assistere senza poter dire niente e nulla all'interno dei consigli di quartiere e all'interno soprattutto di quelle che sono le commissioni e tantomeno nei consigli comunali. Grazie consigliere D'Arè. La parola al consigliere Sant'Antonio, prego. Sì, Forza Italia non è contraria alla reintroduzione dei consigli di quartiere, infatti aveva votato a favore nel precedente consiglio comunale, in uno dei precedenti consigli comunali. È corretto però che i consigli di quartiere entrino a pieno titolo nella vita amministrativa della città, non con funzioni ridotte come possiamo dedurre dal nuovo regolamento proposto dalla maggioranza e come ci ha anche detto il collega consigliere Saracino. Se entriamo infatti nel dettaglio, le mansioni del Consiglio di quartiere, come è stato pensato in questi termini, sono ancora più ridotte rispetto al precedente regolamento in essere con la giunta precedenza prima che venissero aboliti. Quindi non ci dobbiamo nasconderci dietro un dito, anche se la minoranza in questo caso non ha partecipato alla stesura del regolamento perché non è stata invitata. Conosciamo comunque come sono andate le cose ed è giusto anche dirle alla popolazione. Cioè basta dare un occhio alla bozza di regolamento proposta e distribuita da De Valier ai partiti che hanno supportato la maggioranza nelle elezioni e quindi facenti parte del gruppo di lavoro, esclusa la minoranza, e confrontarla invece con l'ultima versione, cioè quella che ci è stata consegnata come proposta di delibera. Tantissimi punti sono stati stralciati e il regolamento è stato ridotto ai minimi termini, probabilmente non da De Valier, ma da chi ha rivisto la cosa dopo di lui. De Valier e il gruppo di lavoro hanno discusso un regolamento con tutti gli emendamenti e poi probabilmente se ne sono trovati un altro in delibera. Questo insomma è un po' una presa in giro nei confronti degli elettori, ai quali è stato chiesto anche il voto sulla base di un programma che faceva dei quartieri un autentico strumento di partecipazione con il coinvolgimento nella vita amministrativa ed ampi spazi di consultazione, possibilità di accesso agli atti, obblighi dell'amministrazione comunale nei loro confronti. Mi riportano alcuni partecipanti dei gruppi di lavoro che De Valier aveva già spiegato in tutte le sedi e inviato a tutti il testo concordato e dovevano essere anche portati degli ulteriori miglioramenti per aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei quartieri nella vita del comune, ma poi alla fine ci siamo ritrovati un regolamento in qualche modo ridotto, un regolamento da cui traspare l'idea, e qua ho sentito anche probabilmente l'intervento dell'assessore che dice che l'articolo 8 del TUEL in qualche modo non dà nessun tipo di possibilità amministrativa e consultiva ai consigli di quartiere nella nuova accezione.
i componenti dei quali i presidenti non possono neanche accedere agli atti, e qua allora mi chiedo, cioè, dov'è il limite di demarcazione? Cioè facciamo delle entità che non possono far nulla, allora ha senso farle a questo punto? Ecco. Io penso che così come sono stati progettati, cioè svuotati di tutte le funzionalità, servono ben poco. Per entrare a pieno titolo nella vita dell'amministrativa della città, quindi dovrebbero avere, dal mio punto di vista, dopo non so se la legge lo permette a questo punto, una funzione consultiva, ovvero che i presidenti possono esprimere un proprio parere, anche se non vincolante, sugli argomenti di bilanci, previsione, opere pubbliche, piano regolatore generale, varianti, piani particolarizzati di zona, convenzioni urbanistiche riguardanti il quartiere, opere di urbanizzazione, eccetera, cioè come erano prima. Allora, da queste premesse invece noi proponiamo, come Forza Italia, il ripristino della loro funzione originale con almeno queste caratteristiche: la partecipazione alle commissioni permanenti per poter discutere con l'amministrazione, l'utilizzo delle strutture del comune per riunirsi, cioè avere dei luoghi in cui ci si possa trovare, l'accesso agli atti e alle informazioni come fanno i consiglieri, quindi distribuendo user ID e password per cui possano essere informati di tutto, quindi anche con costo nullo, e soprattutto un quorum del 25% affinché alla fine l'ente sia legittimato dalla cittadinanza e sia anche uno sprone ai consigli di quartiere, ai presidenti, di mettere in moto dei meccanismi di democrazia partecipativa, altrimenti va a finire che i consigli di quartiere sono composti da Tony, Beppi e qualche amico, e quindi non hanno senso. Allora, andando quindi direttamente, e poi concludo, agli emendamenti che ho fatto al regolamento proposto in delibera, c'è l'articolo 8 con l'introduzione del quorum che è stato emendato, l'articolo 9 funzione del consiglio di quartiere è stato emendato per l'accesso all'informazione tramite sito comunale come i consiglieri comunali, riproposta la funzione consultiva permettendo anche le partecipazioni alle commissioni permanenti, e infine articolo 15 i rapporti con l'amministrazione comunale, ovvero la possibilità di utilizzo certo e non come nell'articolo possibile delle strutture proprie del comune. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Vedo che si è prenotato il consigliere Posocco. Prego, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io concordo nel sostenere che i consigli di quartiere possono essere uno strumento utile per quelle amministrazioni che non sono a contatto con i cittadini e che vengono a conoscenza delle esigenze, delle piccole e grandi iniziative, dei punti di vista vissuti nel loro piccolo da ciascun vittoriese e dagli aspetti positivi e critici di ogni quartiere. La bozza però che ho letto e che ho qui è più che altro un insieme di regole formali che parlano dell'amministrazione e non dei consigli di quartiere. Non trovo nessun elemento propositivo per capire come costruire questi speciali momenti di rappresentanza. Non incontro un progetto che dia dignità a questi consigli di quartiere. Piuttosto sfilacciate e burocratiche iniziative che si prestano ad essere comprese solo da chi la politica la fa già da tanto tempo e non dalle giovani leve. Noi, come ha detto il collega Sant'Antonio, non siamo stati invitati nella redazione di questo regolamento. Io mi auguro, consigliere Valier, che questo non sia il frutto di mesi di lavoro, perché mi auguro che sia come ha detto il consigliere Sant'Antonio, che ci fosse un regolamento fatto come si deve e che poi, non so per quali motivi, magari me lo dirà lei, sia stato molto modificato. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un gruppo di lavoro di 2 giorni e ci permettiamo di proporre una serie di emendamenti, i miei saranno 27,
che penso, poi giudicherete voi, possano contribuire a migliorare questo regolamento. Poi vediamo, mi auguro che li votiate. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Nell'ordine si è prenotato il consigliere De Valier. Sì. Faccio il mio secondo giro. Prego. Se posso, o prima lo faccio dopo? Vabbè, faccio dopo. Allora rinuncia e allora... Rinuncio o faccio il secondo giro? Chiedo scusa. Si è prenotato il consigliere Carnelos. Anche questo non è un intervento, volevo solo chiedere una cosa, perché corriamo il rischio di parlare per niente. Io vorrei che il segretario comunale, visto considerato che dagli interventi di alcuni colleghi evidentemente non è conosciuta quella che è la normativa che attualmente regola la soggetta materia, io chiederei al segretario comunale di illustrare ai colleghi quali sono i limiti entro i quali legittimamente questo consiglio comunale, questi consiglieri comunali che rispondono dei propri atti sotto il profilo civile, penale ed amministrativo, dopo chi vuol fare demagogia faccia demagogia, la faccia fuori, in modo tale che poi si possa tornare all'ordine di una discussione che abbia come punto di riferimento la legge, perché l'ex dura l'ex sed l'ex, e così se Saracino, guarda, mi viene anche da ridere perché o Saracino di Pino Daniele mi viene in mente Edoardo, o Presepe non mi piace. Vi ricordate Natale in casa Cupiello? A Saracino o Presepe non piace. Peccato. Adesso, segretario, se volesse esporre qual è i termini di legge entro il quale possiamo muoversi, perché fra l'altro se, come deduco, qualche emendamento tende a introdurre cose contra legem, sono emendamenti inammissibili in partenza. Fare cose contro la legge, io e credo la maggior parte dei consiglieri non le vogliono proprio fare, perché rispondono di tasca propria. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. Si era prenotato Fasan e io l'ho cancellato per errore, quindi sbagliato. La parola al consigliere Fasan. Prego. Ringrazio Presidente. Allora, ho apprezzato l'intervento di De Valier e anche di Carnelos, però quello che va è una precisazione che condivido, ma se mi lasci finire io direi che quello che ha detto l'assessore De Nardi è quello che vale, cioè le belle parole di De Valier sono per il pubblico anche a casa, però quello che vale è le affermazioni dell'assessore De Nardi. Mi sono preso 2 punti. Ho preso sulle pagine di social network dai commenti di elettori delusi che si riconoscono in questa maggioranza che il consigliere De Valier, delegato del sindaco a questa funzione, ha organizzato una serie di incontri pubblici per elaborare un regolamento per insediare i futuri consigli di quartiere. Da quanto ho letto ho potuto capire che questo impegno del consigliere De Valier è teso a soddisfare gli accordi fatti in campagna elettorale con la lista quartieri. Ricordo che la lista quartieri ha supportato, risultando fondamentale e portandola al successo, la candidatura dell'attuale sindaco. Questo modo di operare mi porta ad una considerazione. Un'altra parete dell'edificio di cristallo che era stato additato ad esempio della trasparenza di questa amministrazione e che tutti auspicavamo si realizzasse, se n'è andato in frantumi. Come consigliere comunale che qui rappresenta la metà dei cittadini vittoriesi, non sono stato invitato e nemmeno informato dell'esistenza di queste riunioni. Ben volentieri avrei portato il mio contributo, ma forse non era questo che interessava il consigliere De Valier, forse preoccupato di non creare ulteriori difficoltà alla maggioranza. Premetto che mi sono astenuto nella votazione del Consiglio che incaricava la Giunta di redigere un nuovo regolamento per i quartieri. Ho motivato la mia scelta con l'esigenza di voler prima verificare come sarebbe stata gestita dalla maggioranza la fase demiurgica delle proposte che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un nuovo regolamento.
C'era in me l'aspettativa che il nuovo regolamento avrebbe dovuto essere migliore del precedente, visto che era stato cassato dall'amministrazione da Re con valide motivazioni. Essendo essenzialmente favorevole all'insediamento dei consigli di quartiere, a mio parere ottime palestre foriere di futuri amministratori comunali, la mia esperienza consigliare mi ha portato a diffidare della bontà delle indicazioni date dalla delibera, che al momento della verifica dell'odierno voto consigliare si sono rivelate inadeguate e da me non condivisibili. Consigliere De Valier, siamo partiti con un piede sbagliato. Le ricordo che i consigli di quartiere non devono avere una valenza politica e non devono essere fatti ad immagine e somiglianza dell'attuale maggioranza per supportarne le decisioni, ma devono avere una funzione di partecipazione alla vita amministrativa cittadina, nella quale la minoranza deve essere necessariamente coinvolta. Anzi, a mio parere, il compito dei quartieri non deve essere di supporto politico né alla maggioranza né alla minoranza consigliare. Per queste ragioni, alle recenti elezioni amministrative, la lista quartieri di appoggio del sindaco Tonon, a mio parere, non aveva un senso, se non proprio quello di delegittimare la funzione stessa dei quartieri. I consiglieri di quartiere non possono essere tutti iscritti all'ambito del centro-sinistra. Ed è per questa precisa ragione che la precedente amministrazione li ha lasciati decadere per decorrenza del mandato, senza più in seguito rinnovarli, come d'altra parte stabilisce la legge del Rio, perché politicamente erano troppo schierati e quindi non più atti alla funzione per la quale erano stati delegati dal voto dei concittadini. I vecchi consigli di quartiere, con i loro presidenti più volte riconfermati, per lo più eternamente candidati consiglieri comunali mai eletti alle elezioni amministrative e che sempre si ripropongono nella loro deleteria aspirazione ad ergersi da protagonisti nello scenario politico della città, non hanno svolto il loro mandato al meglio del loro compito assegnato, facendo venir meno nella considerazione degli elettori le funzioni dei consigli di quartiere. La prova di quanto da me affermato sta nella scarsissima partecipazione al voto dei cittadini, tant'è vero che l'amministrazione ha sentito il bisogno di togliere il quorum di partecipazione al voto, a mio parere sbagliando. Vista la scarsa considerazione degli elettori per la reale funzionalità dei quartieri, senza quorum si corre il rischio che il Consiglio sia espressione del voto dei familiari e delle fidanzate o fidanzati dei candidati o candidate consiglieri. Cosa più saggia, e qui propongo, sarebbe individuare quartiere per quartiere i candidati consiglieri più votati e non eletti alle ultime amministrative e formare il Consiglio con quartieri democraticamente legittimati dal consenso popolare. Questo potrebbe essere facilmente realizzato se si sentisse necessità di avere ulteriori rappresentanti dei cittadini che vanno ad aggiungersi alla Giunta e ai consiglieri comunali. Mentre il Senato viene spento insieme alle province e viene ridotto il numero dei consiglieri comunali, assieme alla legge che stabilisce il limite minimo di 100.000 abitanti per l'individuazione dei consigli di quartiere, l'amministrazione vittoriese va in controtendenza con l'indicazione del governo e premia la propria lista d'appoggio facendo risuscitare dall'oblio i consigli di quartiere. La cosa, pur esecrabile dal punto di vista politico, nella sua realizzazione non porta alcun reale danno ai vittoriesi, se non quello dato dalla certezza delle spese indirette e non ascritte a bilancio, perché con questo regolamento i quartieri nascono orfani di competenze ed esautorati di qualsiasi funzione. Tuttavia permettetemi una riflessione. Complessivamente, sommando giunta, consiglio comunale e consiglio di quartiere, si raggiungono il numero stratosferico di 70 rappresentanti dei cittadini per poco più di 28.000 abitanti. Fermo restando che la giunta e il consiglio comunale sono organi di rappresentanza propri di ogni quartiere, se la cosa fosse gestita con una valenza di rappresentatività territoriale, quartieri periferici scarsamente popolati avrebbero la possibilità di avere un proprio rappresentante ogni 100 abitanti, la qual cosa mi sembra eccessiva. Se togliamo la parte di quei cittadini vittoriesi, compresi i troppo giovani e gli anziani, o coloro che partono la mattina presto per andare a lavorare tornando a casa la sera stanchi, e che della cosa pubblica poco interessa e tanto meno dei propri rappresentanti, ci ritroviamo ad avere un delegato ogni 50 cittadini. Credo inoltre che non sia fondamentalmente la densità rappresentativa, ma sia qualificante l'impegno che ogni rappresentante mette nell'adempiere il proprio ruolo di rappresentanza.
Per questo l'attuale amministrazione dovrebbe motivare e sollecitare maggiormente tutti i consiglieri ad impegnarsi nell'adempiere nel miglior dei modi il proprio ruolo, assegnando a loro le necessarie deleghe per poter incidere. Fatte queste premesse ed entrando nel merito del punto all'ordine del giorno, i nuovi consigli nascono già esautorati da qualsiasi funzione, se non quella di essere consenzienti all'attuale amministrazione. Sono stupito che il consigliere De Valier, dal lato della sua esperienza di presidente di un importante quartiere come San Giacomo, abbia potuto essere partecipe di un regolamento che delegittima la funzione stessa dei quartieri. Molto meglio sarebbe stato ripristinare il vecchio regolamento con le necessarie modifiche per renderlo funzionale alle nuove normative, senza prendere in giro per un anno gli elettori. Sto finendo. Se viene tolta l'obbligatorietà della funzione consultiva e il convincimento nel prendere decisioni riguardanti il proprio quartiere, a cosa può servire la loro silente presenza in Consiglio Comunale se non con la funzione di legittimare l'opera dell'amministrazione? Se viene tolta la possibilità... Due righe. La ringrazio. Se viene tolta la possibilità di poter accedere agli atti su qualsiasi informazione, su quali informazioni possono fare affidamento i consigli di quartiere? Ho finito. In particolare, come potrà operare un presidente, e qui è importante, se non è correttamente schierato politicamente con la maggioranza o se apertamente professa la propria insoddisfazione per l'operato della Giunta? Se mi è consentito fare un paragone, credo che l'attuale regolamento ricordi nel metodo un intervento di lobotomia tendente a limitare l'intraprendenza dei futuri consiglieri, per limitarne o escludere la loro incisiva partecipazione alla vita amministrativa, fisicamente presenti come da accordi elettorali, ma indubbiamente messi in condizioni di nuocere. In seguito farò i miei emendamenti. Consigliere Fasan, le ricordo che è arrivato agli 8 minuti abbondanti. Il consigliere, nessun problema, l'ho lasciata continuare. Il consigliere Costa dovrebbe essersi prenotato sicuramente. Prego. Sì. Grazie, buonasera. Volevo così fare alcune riflessioni su quello che ho sentito, ma anche su quello che era apparso un po' sulla stampa oggi, e anche con riferimento alle riunioni, alle prime riunioni che si sono tenute nei mesi di agosto, settembre circa, quando si è cominciato a parlare le prime volte dei quartieri. E sinceramente il testo che è in approvazione questa sera risulta indubbiamente alleggerito, quasi edulcorato, quasi diciamo meno pregnante rispetto alle prime bozze che circolavano un paio di mesi fa, bozze che probabilmente erano state redatte forse un po' in fretta e anche sull'entusiasmo di questa novità da introdurre. Questo ricordo, e lo ricordo bene. Però è da tenere presente che dobbiamo stare un po' con i piedi per terra. Dobbiamo tenere presente che noi stiamo parlando di non un organo, di un organismo, che è una cosa diversa, la cui istituzione non è prevista da una norma, ma rientra nell'ambito delle facoltà che l'amministrazione può scegliere, può darsi. Cioè l'amministrazione è facoltizzata ad assumere questo organismo. Questo è il principio fondamentale che noi dobbiamo porci in testa dal punto di vista giuridico. Cioè non è previsto da nessuna norma, e questo anche la minoranza ci ha dato ragione. E qua è vero. Però se abbiamo ascoltato un attimo, abbiamo posto un attimo di attenzione a quella che è stata l'introduzione dell'assessore Denardi, l'avvocato, cioè abbiamo sentito enunciare alcuni articoli fondamentali della Costituzione che io adesso non sto qua a ripetere. Quando parlava della partecipazione, favorire l'autonomia delle comunità, la funzione di sussidiarietà, l'articolo 6 e gli articoli 6 e 7 del testo unico degli enti locali,
dove parlava di forme di collaborazione, di forme associative, ecco, cioè quello è il quadro in cui noi andiamo legittimamente a collocarci. E quindi non possiamo fare né fughe in avanti né fughe indietro. Ora, questa quindi è un'opportunità che l'amministrazione si è data e ci diamo, e quindi è anche una scommessa di poter e di voler utilizzare questo strumento in maniera positiva. Quindi non per momento di arrampicata scalata sociale, politica e quanto altro. Io credo a questo strumento e io penso, mi auguro e sono convinto che i vittoriesi lo utilizzeranno in maniera positiva. È da tenere presente inoltre uno dei principi fondamentali cui ha fatto cenno prima l'assessore Denardi, secondo il quale il procedimento amministrativo non deve essere appesantito ulteriormente con la richiesta di pareri, di uffici e quant'altro. Tanto più in questo caso che abbiamo detto che non è previsto come dispositivo, con carattere dispositivo dalla norma. Quindi noi ci lamentiamo spesso che le procedure sono lunghe. Beh, noi qua, correndo il rischio di ma chiediamo un parere obbligatorio, chiediamo un parere non obbligatorio non vincolante, chiediamo questo e quant'altro, noi corriamo il rischio di allungare i tempi, perché basta vedere un po', adesso io non sono mai lavorato in un comune, ma so che prima di arrivare al bilancio ci sono 20 giorni di deposito delle carte, prima deve essere fatto dalla giunta, cioè il bilancio che noi andremo, che il Consiglio valuta nel mese di ipotesi, il giorno 20 aprile, anzi lo valuterà fra 2 giorni mi pare, no? Il bilancio è già stato, non dico preconfezionato, ma è già stato confezionato, non so, 2 mesi prima. Corre il rischio di essere un bilancio precotto, per chi vuol capire il significato e che vuol comprendere un attimo quella che è l'attualità di una vita amministrativa, che è dinamica, che è spesso oggi, domani, o magari il sindaco, quello precedente o quello attuale, magari oggi, come era 2 anni o 3 anni fa, non sa quello che dovrà fare magari fra 3 giorni, perché gli arriverà una batosta o da Roma o da Venezia o qualche dispositivo, qualche disposizione, per cui si trova una patata tra le mani e dice cavolo, ho già fatto il bilancio, oppure vado in approvazione fra 10 giorni, cosa faccio? Ecco, quindi ci sono bisogna evitare questi appesantimenti, diciamo. Per cui, leggendolo, il regolamento, io dico che è strutturalmente corretto, anche alla luce, appunto, di delle considerazioni fatte dall'assessore. E qua mi soffermo un attimo e richiamo l'attenzione. L'assessore ha detto, in maniera precisa, ma ho visto che non molti erano attenti, ha detto che il fatto che io, consigliere, ho una particolare forma, una forma privilegiata di accesso alla documentazione, questa è una norma speciale rispetto a quello che hanno tutti i cittadini. Ora, ha detto, e lo ripeto, le norme speciali non possono essere estese a terzi o applicate in via analogica. Cioè, se ecco, io ho una medaglia speciale, mi danno una medaglia speciale a me, me la danno, io non la posso fare una fotocopia o dire bene, allora io sono autorizzato a produrre altre 10 medaglie speciali e darle a quelli del pubblico o ai consiglieri di quartiere. È una norma speciale e come tale resta, quindi occorrerà utilizzare i normali strumenti previsti per l'accesso agli atti. E qua dopo arrivo su questo. E questo è il quadro, ma quelle che sono le preoccupazioni che sono state manifestate dalle forze politiche, io ritengo che possano essere anche in parte superate nella redazione di quello che qua viene individuato il regolamento per il funzionamento, regolamento interno dei consigli di quartiere, cioè il quale, per esempio,
ho dato una lettura veloce, il quale deve definire nella propria autonomia e specificità i compiti del Presidente e Vicepresidente e quant'altri. E tenendo conto che il Presidente, il Vicepresidente e il Presidente va in commissione come uditore nelle commissioni permanenti, io ritengo che il Presidente, con la propria autonomia e in forza del regolamento, possa validamente, una volta conosciuto l'ordine del giorno, inoltrare ai componenti delle commissioni una memoria dove dentro sta scritto una proposta su quell'argomento, dare un parere e quant'altro. Quindi questo non è vietato dalla norma, questo è uno spazio che la norma lascia. E quindi spetta a noi, a chi dopo farà il regolamento di interno, di funzionamento. Interno non vuol dire solo il funzionamento interno, ma anche quello che uno deve fare verso l'amministrazione comunale. Questo, la possibilità quindi di presentare una propria memoria con proprio parere sugli argomenti in discussione. Quindi questa ipotesi non è esclusa dal regolamento che approviamo stasera, nemmeno dallo statuto. E questo non è un escamotage, come per dire fatta la legge abbiamo trovato l'inganno. Anzi, la presentazione di una memoria scritta o di un parere prima della riunione delle commissioni può, non fa altro, ho chiuso un attimo, non è altro che la manifestazione concreta e tangibile di quello che è stato definito nell'articolo 9, la funzione dei quartieri, funzione di partecipazione attiva alle scelte dell'amministrazione comunale, e giù avanti informazione, ascolto e confronto. E cosa vuol dire? Togliamo tutte queste parole, vuol dire collaborazione. La collaborazione la si fa in due, la collaborazione deve essere bidirezionale, cioè il quartiere collabora con l'amministrazione e dà memorie, pareri, proposte, le formula perché lo può fare nella propria autonomia, e l'amministrazione, se crede al termine collaborazione, dà le informazioni necessarie e sufficienti per mettere il consiglio di quartiere in grado di appropriarsi delle informazioni e dei problemi e quindi fare delle proposte. Ecco, cioè la collaborazione deve essere, ecco, quindi poi una cosa tecnica che ho visto qua, la conferenza dei presidenti, i presidenti dei consigli di quartiere costituiscono la conferenza dei presidenti, però dopo dice che questa va a parlare, incontrarsi con l'amministrazione. Io qua aggiungerei che il compito della conferenza dei presidenti è quella di approvare il regolamento interno dei consigli di quartiere, per evitare che ogni consiglio di quartiere faccia magari qualche fuga in avanti inappropriata, e quindi fare in maniera tale che vi sia un unico regolamento che dopo verrà, non dico approvato, ma comunque potrà esserci una presa d'atto da parte della giunta o del sindaco. Ecco. Grazie consigliere Costa. Pensavo avesse finito. No, mi riservo nell'intervento successivo qualche valutazione sulle motivazioni per cui è stato cassato dalla precedente amministrazione il regolamento dei quartieri. I quartieri. Grazie consigliere Costa. Prego. La parola al consigliere Dus. Sì. Innanzitutto mi premeva ringraziare l'amico consigliere Costa perché ci ha riportato con i piedi per terra e lontano dai fanatismi di protagonismo di alcuni. Non è nostra intenzione come consiglieri di maggioranza e non è intenzione della Giunta creare una democrazia acefala, quella in cui nessuno comanda e in cui tutti pongono dei veti, più o meno di successo. I veti di distinguo e le concertazioni su ogni postilla, gli incontri pletorici per alcuni sono l'unica forma di democrazia possibile, ma non per noi. In realtà i cambiamenti in atto dovrebbero essere accolti con favore perché possono rendere meno inefficiente il processo democratico che per troppi anni è mancato qui a Vittorio Veneto. Con il ripristino dei consigli di quartiere creiamo uno strumento terzo rispetto al Consiglio Comunale, che pertanto ha scopi differenti. I consiglieri che verranno eletti e i presidenti dei consigli di quartieri sono cosa diversa dal Consiglio Comunale e dalla Giunta
ma la loro forza, la loro rappresentatività sta proprio in questa loro diversità. Non rappresentano forze politiche, ma istanze territoriali ben confinate. Non rappresentano ideologie o posizioni partitiche, ma propongono risoluzioni e interventi e denunciano mancanze e disattenzioni. Non si è voluto pertanto fare un doppione di ciò che c'è già ed è già regolamentato. Si è voluto fare qualcosa di nuovo. Non si è pensato di far entrare in consiglio comunale dalla finestra qualcuno. Questo strumento ha questo scopo. Io ho definita una cassetta degli attrezzi, ha uno scopo pratico per rispondere a delle esigenze pratiche. Per tutto il resto ci sono sempre i partiti. Grazie. Grazie consigliere Dus. Vedo che si è prenotato il consigliere Botteon. Grazie, buonasera. Innanzitutto volevo ringraziare sia l'assessore Denardi per l'impeccabile introduzione, il consigliere Costa perché ha portato dei commenti utilissimi a commento dell'introduzione, e soprattutto volevo ringraziare il consigliere De Valier per il lavoro fatto in questi mesi, che ha portato questa sera a realizzare uno dei punti del nostro programma elettorale, l'introduzione dei consigli di quartiere. Come Partito Democratico abbiamo sempre sostenuto i consigli di quartiere, purtroppo si fa finta di dimenticarselo. Era naturale il legame con una lista che aveva quello come obiettivo principale, non vi è nessuna marchetta elettorale, in tutti i modi abbiamo cercato di opporci alla cancellazione, alla soppressione dei consigli di quartiere da parte della Lega e della Giunta d'Are, e ora è normalissimo che una delle prime nostre operazioni sia la reintroduzione. La Lega passa dalla soppressione alla presentazione di 30 emendamenti. Il passo è davvero notevole e vi faccio i complimenti. Potevate farveli da solo questi 30 emendamenti e avere i consigli di quartieri come li volevate. Potevate farli. Potevate farvi il regolamento che volevate per avere i consigli di quartiere che volevate. Sopprimere vuol dire cancellare definitivamente, non sentirne più parlare, disintegrare, annientare, distruggere tutto, i presidenti, i vicepresidenti, i segretari, tutti i volontari, i verbali, anni di lavoro gratuito per il bene del quartiere. Ora, di fronte all'introduzione, coerenza vorrebbe dire votare contro, punto. Perché sono stati soppressi i consigli di quartiere? Perché i consigli di quartiere sono ostici, perché richiamano attenzione, richiamano investimenti, criticano se non arriva attenzione, se non arrivano investimenti, protestano a mezzo stampa o con manifestazioni. Spesso e volentieri i consigli di quartiere non sono di aiuto politico a una maggioranza, ma possono essere, ne siamo convinti, aiuto amministrativo, un aiuto amministrativo valido, perché dibattono e approfondiscono temi locali ad un livello più vicino ai cittadini, con un livello di dettaglio migliore. Da consiglieri di quartiere, io e Fabio De Valier abbiamo vissuto sì la calpestazione della dignità, la frustrazione di un muro con la giunta Scottà e D'Are, un muro nel non sapere le azioni amministrative della maggioranza. Potrei citare tanti esempi. Io ricordo sempre uno che è la famosa bacheca chiesta in almeno 7 verbali e 6 lettere distinte che io da segretario di Costa Meschi ho redatto, e poi ci siamo trovati un assessore che finalmente dopo 1 anno e mezzo è venuto a una riunione e ci ha detto: ma avete bisogno della bacheca? Bastava chiederlo. La dignità non esisteva per i quartieri e qualsiasi presidente del consiglio di quartiere, qualsiasi membro dei consigli di quartiere scorsi potrebbe testimoniarlo questa sera. Come fare per garantire dignità e rappresentanza? Ci abbiamo pensato e il regolamento che è presentato da De Valier ha introdotto la presenza dei presidenti dei consigli di quartiere in consiglio comunale e nelle commissioni,
E io credo che soprattutto questo, la presenza nelle commissioni, è scritto come uditori, ci sono presidenti di buon senso per fortuna delle varie commissioni, come De Bastiani della commissione edilizia, Dus, la Fiorin e il sottoscritto, che sicuramente, se necessario, penso che daremo anche la parola, anche se non si può scrivere, è quella è la verità, non si può. No. Allora quello che volevo dire, se mi lascia continuare e non fa il maleducato come sempre, mi lascia continuare il mio intervento fino alla fine, consigliere Darè, quello che volevo dire è che con la presenza nelle commissioni consiliari i presidenti dei consigli di quartiere possono ascoltare con le loro orecchie quello che viene deciso per il loro quartiere. Il caso più evidente, la lista dei lavori pubblici. Vi sono i grandi lavori pubblici, vi sono i piccoli lavori pubblici. Possono ascoltare quello che viene fatto nel loro quartiere, riferire al consiglio di quartiere e in base a quello elaborare le proposte per l'anno successivo. E lo sentono nel momento in cui viene deciso. Non devono andare a cercare scorciatoie e in base alla simpatia o meno arrivare o no ad avere l'informazione. Diceva giustamente De Valier prima, l'informazione è la chiave della partecipazione, e questa è la chiave di questo regolamento che noi andiamo a votare questa sera. Grazie consigliere Botteon. Vedo la prenotazione del consigliere Carnellos. Sì, prego. Mi è stato detto appunto che il segretario interviene dopo, quindi faccio l'intervento. Dunque io in via preliminare volevo ringraziare De Valier e chi ha redatto il regolamento, volevo ringraziare il Presidente della prima commissione e dei commissari che hanno svolto il lavoro istituzionale di esame di questo regolamento, e li voglio ringraziare perché alcuni interventi dei miei colleghi di opposizione sono stati estremamente ingenerosi e direi anche non consoni a un galateo istituzionale e politico. Io credo che in quest'Aula nessuno possa togliere l'onestà intellettuale a De Valier sul fatto che quello che viene sottoposto all'attenzione dei consiglieri questa sera è ciò che nell'ambito del recinto legislativo era possibile fare, e in maniera impeccabile De Valier ha detto: quello che è possibile fare nell'attuale quadro normativo è un organismo di partecipazione, e questo è un organismo di partecipazione, ed è paradossale ed emblematico che il lavoro sabotatorio dell'opposizione venga fatto dicendo: proponiamo il vecchio regolamento di quartiere. E questo è scorretto sotto due profili. Uno, perché se era così perfetto, come mai quei consigli di quartiere sono stati spazzati via quando la legge lo consentiva, che ci fossero con quei poteri? Seconda scorrettezza, e lo dico anche ai cittadini che si ascoltano fra i media, volendo far credere che sia possibile un regolamento di quel tipo. Sicuramente se fosse possibile l'avremmo adottato noi, perché questa è una scommessa che questa maggioranza fa per essere coerente con quello che ha detto, con quelle che sono le idealità che stanno alla base di quelli che sono seduti da questa parte dell'emiciclo. Certo che sarebbe più facile governare senza tanti amminicoli, senza tanti rompi, ma noi abbiamo l'ambizione di riuscire a equilibrare
l'intervento delle istituzioni, e i consiglieri comunali siamo noi, tutti con la loro dignità, con la loro capacità, che non hanno bisogno delle badanti. Nello stesso tempo queste persone sentono anche l'esigenza di far partecipare. E non è vero, caro Fasan, che sappiamo già chi sarà. Non è vero, che chi dice che saranno di centro-sinistra? Vanno benissimo a quello che sceglieranno i cittadini. Noi non abbiamo paura. Allora peggio, perché loro sono stati eliminati perché avevano un colore diverso. Figuratevi. Ma questo fra l'altro forse è una serpe dal sen sfuggita, ma Freud, un lapsus probabilmente freudiano, evidentemente ciò che è diverso come idea, talvolta nella destra, vede Sant'Antonio, io ho apprezzato la sua mozione d'ordine quando dice che le interpellanze devono essere fatte all'inizio, ma vede, questo è sempre stato in Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. Sono le compagnie a cui lei si aggrega, che è la destra, che invece gli dà fastidio. Legga il passato, si accorgerà, e lo dico anche ai consiglieri giovincelli, che la storia non comincia mai con la nostra amministrazione. È importante documentarsi, è importante imparare da quello che è il passato. E lei si accorgerà che quella compagine, quella destra, che per, quanti sono? 15 anni ha tenuto questo comune, preferiva metterlo all'ultimo. Meno male, lei si è accorta che è uno sbaglio. È vero che siccome ti dicono che sei troppo buon testimona, mi verrebbe, adesso vedremo, esamineremo, perché sarebbe bella la legge del contrappasso. Ci abbiamo messo 15 anni per uscire dal deserto, come gli ebrei, adesso ci metterete 15 anni anche voi e poi ve lo reintrodurrete voi, quella facilitazione. Perché è vero, Sant'Antonio, lei credo ha le folgorazioni sulle vie di Damasco, ma allora venga da sta parte, le nostre braccia sono ampie, pian pianino, perché altrimenti se sta ancorato lì, allora vuol dire che a seconda delle volte va anche bene. È vero che, a dire la verità, ormai la sua forza politica è diventata così ancillare al Matteo Padano che forse è possibile dire tutto e il contrario di tutto, ma non è così, non è così. No, dov'è? Prego, non fuori microfono, non fuori microfono. Vede, lei dimentica che la nostra Costituzione prevede un sistema. Mi fa parlare, ho l'intervento io. Consigliere Carnelos, la invito a continuare. E allora, il nostro è un sistema di tipo parlamentare. C'è qualcuno che lo vuole presidenziale? Io no, sa? Io no. Meglio parlamentare perché sa, i sistemi presidenziali scivolano verso l'autoritarismo. Se lei è presente, le democrazie delle banane talvolta dei paesi sudamericani nascono come governi presidenziali e poi scivolano. Meglio un Parlamento, meglio. Almeno questa è la mia idea, ma ripeto, anche su questo si vede che avete idee fondamentalmente diverse. Del resto vi va bene Casa Pound, tenetevela, cosa volete che vi dica? Lì ci siete, vi accodate benissimo sicuramente. Là sicuramente consigli di quartiere non ne voglio, ma forse non vogliono neanche i consigli comunali, meglio podestà, cacicchi e ras locali. Ed è proprio questo invece che questo regolamento non consente. Le persone di buona volontà che vorranno partecipare, essere rese edotte di quello che facciamo, hanno in questo strumento. Certo, avete ragione, se c'è qualcuno che ha qualche rivincita o qualche lutto vedovile per seggiole non raggiunte,
questo regolamento non fa per loro. E allora ecco, perché vede le marchette elettorali, lei dice che noi paghiamo le marchette elettorali. E guardi, l'ha letto oggi, vedo? Quelli a cui dovremmo pagare le marchette, in realtà non le vogliono. Vede? Ecco l'autonomia. E oggi abbiamo un'ulteriore conferma, perché le sparate ci sono venute da una parte e dall'altra. Vuol dire che siamo nella parte giusta. Grazie. Grazie consigliere. Vedo una prenotazione di Saracino, del consigliere Saracino. Prego. No, volevo anche un po' tornare su temi più attuali come questo regolamento. Prima si dice che ci sono delle normative di legge giustamente da seguire, però allora mi chiedo, ci sono comuni che parlano di bilancio partecipato, ci sono presidenti di quartiere che vanno in giunta, riunioni di giunta, cioè io penso che sia un falso mito dire che la legge limita questo regolamento, quindi credo che le mozioni che io andrò a proporre sono coerenti con la legge, ma soprattutto con la volontà di far evolvere questo regolamento in modo che sia realmente costruttivo e partecipato per la cittadinanza. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Non ci sono, non vedo attualmente prenotazioni. Ecco, chiedo scusa. Allora, nell'ordine, il consigliere Darè. Prego. Sì, questo è il secondo intervento, no? Allora io vorrei innanzitutto rispondere al consigliere di Rimpettaio, che giustamente ascolto con piacere, perché lui parla di Casa Pound, però mi pare che dall'altra parte abbiamo i centri sociali, i picchiatori dei centri sociali, quindi non è che poi sia tanto lontano il discorso, quindi gli estremismi, come vede, a volte si toccano e si battono, quindi non è nel mio pensiero. Comunque no, io vorrei dire una cosa, siccome qua si parla chiaramente di introdurre i quartieri e di fare la votazione, parlo con lei sindaco, con lei segretario, con la giunta. Intanto vorrei capire se votano alle prossime regionali, se gli stessi votano all'interno dei seggi elettorali, se sì vorrei capire come fate con gli stranieri dei 3 e dei 5 anni, visto che non sono iscritti alle liste elettorali. Vorrei veramente capire se questo è nella legalità, si può fare o non si può fare, perché non è così semplice, cioè far votare i cittadini italiani o stranieri che hanno comunque gli aventi diritto, gli iscritti alle liste elettorali è un conto, portare chi in realtà non è iscritto alle liste elettorali, se questo è possibile, se lo potete fare, se è legittimo. Quindi io vorrei capire anche questo sistema, come lo fate e se lo fate, perché credo qui stia, diciamo, se poi lo fate a margine, a lato, su altri siti, questo non ha nessun problema, però siccome si è parlato di regolamento, di articoli, di quant'altro, ma non ho capito le modalità, non abbiamo parlato in commissione, mi scusi Presidente, vorrei capire se questo è possibile farlo, perché penso che al di là di tutto, che poi abbiamo capito, premesso, ripeto, sottoscrivo e riscrivo, sono contrario, consigliere, sono contrario, poi ci sono altri che hanno altre idee, benissimo, siamo in democrazia, no? Partecipata, dite. Io sono contrario, lo dico, lo professo, altri miei colleghi magari la pensano in un'altra maniera ed è giusto che lo facciano. Coerenza o non coerenza? Io sono coerente con quello che ho fatto e continuo a farlo e starò qua all'interno di questo Consiglio a votare contro. Grazie consigliere Darè. Consigliere De Valier. Sì, faccio una breve replica
a varie cose che ho sentito questa sera. Allora, i consigli di quartiere del Vittoriese hanno ormai una storia di circa 40 anni, anzi compiono 40 anni quest'anno perché sono nati nel 74 la prima volta. Partivamo con 30 consiglieri. Uno dice troppi, tantissimi, chi lo sa. Fatto sta che in quegli anni c'è stata una palestra politica e l'emersione di problematiche non indifferenti e che forse la partecipazione ha giovato alla politica nazionale. In piccolo a Vittorio, e poi sappiamo che Vittorio è fucina di esperimenti che si traducono anche a livello nazionale, quindi accordi tra centro, sinistra e quant'altro. Poi mi faccio riferimento alla giunta Scottà. Io ero segretario nel consiglio di quartiere di San Giacomo. Un bel giorno ci dicono che eravamo in 10 consiglieri eletti. Per la volta successiva, siccome c'era troppa democrazia, passiamo a 7, senza motivazione, cioè troppa democrazia, 10 erano troppi, passiamo a 7. Dopo ricordo che siamo tutti qui perché con vostra delibera nel 2011 avete proprio tolto i quartieri, quindi da 7 a 0. Quindi siamo passati da 30, 10, 7, 0. Questa è la vostra partecipazione democratica. Mi compiaccio del fatto che Fasan, esponenti di spicco della Lega, insomma direi assessore, non l'ho visto contrario quando è stata abolita il consiglio di quartiere in votazione presso questo codesto consiglio comunale, e alla specie io ho presente molti leghisti in quelli di San Giacomo che si professavano quartieristi, hanno fatto pratica eccetera nel quartiere di San Giacomo, sono stati eletti anche consiglieri comunali. La tornata successiva tutti hanno votato per l'abrogazione. Adesso tutti vogliono i quartieri. Benissimo, dico io, finalmente ho raggiunto lo scopo, ho fatto un buon lavoro, tranne da Re, che probabilmente è l'unico che si intestardisce, tutti gli altri vogliono i quartieri. Quindi il mio lavoro l'ho fatto a pieno, perché come diceva Mao Zedong non è importante che il gatto sia bianco o nero, ma che acchiappi i topi. Quindi l'obiettivo io l'ho raggiunto a pieno. Dopo volevo solo dire, ho sentito parlare di ma perché i cittadini non si rivolgono agli assessori, alla giunta, ai consiglieri? Certo che si rivolgono agli assessori, alla giunta e ai consiglieri, ma voi o non avete fatto quartieri o non sapete cos'è un quartiere. In presenza del quartiere la vecchietta viene la sera, espone i suoi problemi e si sente ascoltata. Non ha la vecchietta l'occasione di andare in comune a aspettare l'assessore e spiegargli, intanto perché non è conosciuta. Quindi il ruolo del quartiere è un po' diverso da quello del consigliere e dell'assessore. Conosce i problemi locali e interagisce con le persone, le conosce, sa cosa vogliono e poi porta le loro istanze in comune. Quindi è un organo che viene istituzionalizzato. Io non voglio e non vorrò mai una democrazia senza istituzioni, perché una democrazia senza istituzioni non è altro che una dittatura. Grazie. Un'ultima cosa, scusate, sul quorum e quant'altro, una breve precisazione. Visto che tutti i precedenti presidenti erano di centro-sinistra, che dubito, ma sono compiaciuto perché in Valle Appisina la precedente tornata aveva votato il 40% della popolazione, a Serravalle e Sant'Andrea il 32%, in centro il 29%, Costa Meschio il 26%, Ceneda Alta e Ceneda Bassa 30%, San Giacomo 39% e Val di Fiori il 45% della popolazione. Quindi penso che la democrazia sia ben rappresentata, diciamo così. Grazie. Grazie al consigliere De Valliere. Nell'ordine il consigliere Fasan per il secondo intervento. Prego. Velocissimamente. De Valliere parlava di quartieristi. Che cos'è una professione? Sono 30 anni che sono sempre gli stessi personaggi che girano nei quartieri. E viene... Il padre e il figlio.
Io ho avuto la fortuna, grazie. Padre, figlio e nonno, dai. No, mio padre nel 74, io negli anni successivi, grazie. Stessa cosa è successo con mio papà. Va bene. Però guarda che a mio parere i consigli di quartiere sono una palestra per nuovi amministratori e non sarebbe male, come che mi sono espresso, che i presidenti in rotazione fossero ricambiati ogni 6 mesi, così tutti quanti potrebbero accedere negli uffici comunali invece di fare sempre a ruota e scorta del presidente che poi non racconta mai niente. Ma lasciamo perdere. Costa e De Valier, due facce della stessa medaglia, la stessa maggioranza, però quello che dice Costa non è esattamente quello che dice De Valier, ma non vi trovate mai in preconsiglio, venite qui a discutere delle vostre cose e almeno mettetevi d'accordo, tenete una linea certa. Guarda De Valier, quello che hai detto tu non c'entra niente con quello che ha detto Costa. Ecco. No, per chi non è attento è un'altra cosa, ti spiego. Un'altra cosa, mi rivolgo all'avvocato. I consiglieri di quartiere non possono essere tutti ascritti all'ambito del centro-sinistra, pertanto quelli, ma indubbiamente, pertanto una lista di supporto chiamata quartieri, no, il centro-sinistra per me non aveva una valenza se non quella di legittimare la funzione stessa dei quartieri. E domando al Presidente se devo leggere gli emendamenti adesso o in una seconda fase. No, ha finita la discussione come abbiamo stabilito in bene, conferenza di capogruppo. Grazie. Ho capito che non siete d'accordo nemmeno fra di voi e figuratevi come posso essere d'accordo. Questo forse vabbè, è il suo pensiero. No. La parola è al consigliere Posocco. Sì, mi sembra di aver capito una cosa adesso. Innanzitutto, consigliere De Valier, anch'io vengo dai consigli di quartiere e lei trovi una mia frase in cui mi sono detto contrario ai consigli di quartiere. Ho detto i consigli di quartiere, se li volete fare, fateli bene e avrete il nostro supporto. Questo. Secondo, non mi ha risposto, adesso non lo può fare, forse nelle dichiarazioni di voto. Volevo capire se questa che andiamo a votare è la proposta, la bozza originale, oppure è stata tagliata in più punti e perché. Se ho capito bene, ma probabilmente non spero di non aver capito bene, vi siete accorti che certe promesse fatte in campagna elettorale con le nuove normative non potevano essere soddisfatte. Quindi vi siete accorti che tutto sommato questi qua della Lega che non capiscono niente, per molti aspetti forse, poi potrei fare 1000 esempi, il patto di stabilità dove avevamo sforato, Piazza Meschio, poi eravamo proprio non capivamo niente, no? Tanti temi in cui però vedo che alla fine quello che fate mi sembra che ci stiate dando ragione, che forse quello che dicevamo non era proprio così sbagliato. Adesso vedremo con gli emendamenti, vedremo se c'è qualcosa che vi interessa, magari messo bene, magari il collega Carneloschi anche da un punto di vista normativo va bene, magari potete alzare la mano per votarlo. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Costa per il secondo intervento. Sì, grazie. Ho segnato 2 o 3 numeretti qua velocemente. Parto dal numero 0, non riesco a capire, anche perché non l'ha detto e non l'ha spiegato, l'espressione del consigliere Fasan, ma voi non vi parlate in preconsiglio, Costa De Valier, siete 2 facce della stessa medaglia. Io gradirei che quando uno viene a evidenziare delle contraddizioni le elencasse, non facesse un'affermazione punto e a capo. Seconda cosa, non è che ci siano state nuove normative da dopo le elezioni,
quindi le normative esistevano anche prima, però io credo che sia più che comprensibile la volontà e lo slancio di chi ha partecipato, di chi aveva approvato il programma elettorale, soprattutto di voler riattivare i consigli di quartiere. Ecco, questo era l'aspetto. Dopo purtroppo si sa che ci sono delle norme che prevedono alcune cose, alcuni comportamenti oltre i quali non si può andare, però c'è sempre la possibilità ugualmente di favorire quella che è la partecipazione attiva alle scelte dell'amministrazione comunale. E questa è la riflessione che voglio centrale, cioè se voi avete ascoltato con attenzione l'intervento del consigliere Botteon, il quale ha chiuso il suo intervento dicendo testualmente: l'informazione è la chiave di questo regolamento. Questo non è un messaggio sparato in aria sul mucchio, questo è un messaggio chiaro, indirizzato a chi è detentore delle informazioni, quindi all'amministrazione. Sia ben chiaro che se non possiamo scrivere alcune cose nel regolamento, ci sono però dei comportamenti che possono essere e che devono essere orientati a mettere in pratica quello che approviamo all'articolo 9. Il Consiglio di quartiere ha funzione di partecipazione attiva alle scelte dell'amministrazione comunale, cioè io non posso partecipare a una scelta se non ne conosco i contenuti, se non conosco l'argomento, se non mi vengono fatte o perlomeno rappresentate, ancorché sommariamente, alcune ipotesi di soluzione. Ecco, questo è il motivo per cui volevo fare il secondo intervento, perché proprio per quella che deve essere la collaborazione, al di là del rispondere entro i 30 giorni con scritto, quello che c'era scritto in una bozza di regolamento 2 o 3 mesi fa, c'era scritto con lettera firmata del dirigente responsabile o dell'assessore, cioè si entrava in analisi di chi anche mancava solo che mi dicessero che la lettera deve essere raccomandata o mi deve essere recapitata a casa dal fattorino. Apro e chiudo una parentesi, io spero di vedere, e non è la prima volta che lo dico, meno carte che girano. Perché uno possa essere eletto tra i 7 consiglieri, porrei anche un requisito: che a casa abbia internet, che a casa abbia una stampante. Scusate, qui lo dico, qui lo nego, lo dico a pochi intimi, però basta con le carte. Ecco, basta con le carte, questo è un auspicio. L'altra osservazione che volevo fare, sì, che giustamente era stato cassato il regolamento precedente, anzi i quartieri erano stati cassati per le valide motivazioni che sono state espresse dalla giunta precedente, e io, sapendo che l'argomento più o meno sarebbe venuto fuori, un minuto Costa. Ok, ho chiuso, sono andato a leggermi la deliberazione. Lasciamo perdere nel senso che è già stata spiegata da parte del consigliere Fabio De Valier, che un conto è che la vecchietta va dall'assessore, un conto è se è un quartiere che va o il presidente di un quartiere. Una delle motivazioni è quella che la soppressione dei comitati di quartiere non significa perdere un luogo di dialettica e di confronto, ma contribuisce a valorizzare i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali. Io in effetti, dopo la data del 15 marzo 2011, a casa avevo la fila di persone che tutte venivano a parlarmi, ma anche quelli degli altri quartieri. Qualcuno era probabilmente da Conegliano. Ma a parte questo, quello che è più bello è questo, che la soppressione dei comitati di quartiere avrà come effetto positivo anche quello di favorire una maggiore coesione all'interno del territorio comunale. Cioè, ora noi che andiamo a istituirli dovremo attenderci non il palio dei quartieri, ma la lotta dei quartieri. Cioè avremo un quartiere un contro l'altro armato.
a me sembra un po' strano. L'ultima chiudo dicendo il bilancio partecipato, ci sono vari modi di intendere il bilancio partecipato. Il bilancio partecipato va dalla presentazione di uno schema di bilancio, che poi non facciamo le cose grosse, vediamo al cittadino, ai quartieri cosa interessa, non tanto il blocco delle cifre e dei numeri, ma l'elenco dei lavori, come è stato detto, no? Io credo va da quello a un incontro periodico che è programmato prima della predisposizione del bilancio, in cui il presidente, l'assessore competente discute l'assemblea dei quartieri, l'assemblea generale, dove viene esposto l'elenco e le priorità che secondo il quartiere dovrebbero essere tenute. Ecco, ma questo lo può essere fatto benissimo, perché c'è scritto che legittimamente può essere fatto. Punto a capo. Dopo a questo partecipato ognuno dopo ci mette i fiorellini anche dietro o sopra. Grazie. Grazie consigliere Costa. Si è prenotato il consigliere Botteon. Prego, a lei la parola. Sì, molto brevemente, anche perché il consigliere Costa ha riassunto meravigliosamente il mio e il nostro pensiero. Siccome è stata citata Piazza Meschio, volevo solamente ricordare, perché lo ricordo a memoria, una lettera del Consiglio di quartiere Costa Meschio, che abbiamo scritto e firmato presidente, segretario, vicepresidente e tutti i consigli di quartiere, in cui si richiamava una precedente seduta del precedente consiglio di quartiere in cui non c'ero, in cui si manifestavano forti perplessità su Piazza Meschio, sulla convenzione siglata in Piazza Meschio, perché non dava nessuna garanzia sui tempi di realizzazione della piazza. Lettera ovviamente mai risposta. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Sant'Antonio, a lei la parola. Sì, qua volevo una piccola frecciatina agli amici del PD, soprattutto al segretario. Allora, visto che vi riempite la bocca di democrazia partecipativa, no? Volevo chiedere come mai non avete invitato il sottoscritto nella redazione del regolamento, visto che ero stato l'unico a votare a favore nelle passate un passato consiglio comunale per i consigli di quartiere. Quindi questa è una domanda a cui terrei una risposta subito. La seconda cosa, una cosa più tecnica che me l'ha stimolata l'amico Carnelos, vorrei capire dagli esperti, dai legali, dall'assessore oppure dallo stesso consigliere Carnelos, qual è l'articolo del TUEL, testo unico enti locali, che non permette a un eventuale presidente di quartiere di poter partecipare con diritto di parola. Sì, che mi dicano qual è l'articolo e dove si dice non è possibile fare questo. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. La parola al consigliere Carnelos per il secondo intervento. Sì, Sant'Antonio, ovviamente ti risponderà poi il segretario comunale, anzi effettivamente sarebbe stato opportuno un suo intervento prima del secondo, e lo dico anche al Presidente. Comunque non importa, ormai abbiamo finito tutti il secondo intervento. Sarò brevissimo, solo per qualche piccola spigolatura nei confronti di quanto affermato da Fasan. Innanzitutto vedo la sua, come si può dire, o ira o disagio nei confronti della lista quartieri. Qui va detta una cosa, caro consigliere Fasan: tenga presente che l'impegno sui quartieri era un impegno del Partito Democratico. Tenga presente che anzi i vittoriesi sono talmente intelligenti che l'hanno capito benissimo, tant'è vero che il partitone è il Partito Democratico, mica la lista quartieri. Vede, talvolta gli elettori, la gente, il popolo ne sa più di noi, e sotto questo aspetto, fra l'altro, vede la nostra, come si può dire, magnanimità è talmente grande che se lei va a scorrere la lista dei quartieri, lei ci troverà
nomi e cognomi di esponenti del Partito Democratico, proprio per, come si può dire, il pluralismo che ci caratterizza, per l'apertura che ci caratterizza, per la passione che sta dietro a queste facce. E questo fra l'altro mi aiuta a ribatterle anche sull'altra osservazione che ha fatto. Ha detto il consigliere Costa e il consigliere De Valier hanno detto cose diverse, ma voi non vi confrontate. Allora, è agevole replicare, anche perché è agli atti ed è registrato. Se lei ha ascoltato con attenzione, si è accorto dei due tagli diversi. Costa ha preso in considerazione l'aspetto tecnico-giuridico di ciò che i consigli di quartiere il cui regolamento stiamo applicando possono fare o non possono fare. E in maniera magistrale ci ha illustrato quello che poi credo ci dirà anche il segretario comunale, quali sono le cornici entro quali ci possiamo muovere. Quindi il discorso tecnico-amministrativo. Quello di De Valier è stato un discorso di carattere politico, sulla essenza di ciò che è per noi il consiglio di quartiere. Guardate che l'avremmo potuto chiamare consiglio di partecipazione, l'avremmo potuto chiamare collettività dei quartieri. Quello che conta, e qui San Paolo dice che le parole uccidono, lo spirito vivifica, e lo spirito di quello che questo regolamento contiene, al di là, come si può sempre dire, dell'aridità della norma, è quello che diceva De Valier, che fra l'altro ha trovato evidentemente come si può dire, l'assist nell'articolo 21 della Costituzione. Questo è quello che vogliamo. Potete dire fallirete, vedrete, creerete nuovi cacicchi, vedremo. Vedete, guai se in politica si avesse paura del futuro, guai se in politica si avesse timore di osare, altrimenti saremmo, come si può dire, degli inutili idioti. E invece, e ripeto, questa è una scommessa, è di provare a tentare di far risvegliare nella gente un po' di affetto per la politica, che in 20 anni è stata assente ed è vista come Cenerentola. Invece esiste la politica buona, e noi vorremmo davvero che questo regolamento fosse l'inizio di una buona politica. Grazie. Grazie consigliere Carnellos. Bene, mi chiede la parola, prego assessore Saracino. No, mi dica. Consigliere Saracino. No, un attimo. Mi chiede la parola l'assessore Barbara Denardi, prego. Bene, al di là delle ulteriori delucidazioni giuridiche che vi darà il segretario, anche perché insomma io ho già esposto la cosa all'inizio della discussione, quindi ritornare sull'argomento da parte mia sarebbe quantomeno un doppione. Volevo sostanzialmente e molto rapidamente dare qualche risposta al consigliere Darè in relazione allo svolgimento poi pratico delle consultazioni. Sicuramente non è sfuggito ai consiglieri che l'articolo 8 del proposto regolamento prevede che sia demandato a un provvedimento sindacale la fissazione della disciplina di dettaglio relativa allo svolgimento della consultazione. Questo significa che sarà poi il sindaco a stabilire nel dettaglio quali saranno le modalità specifiche di svolgimento delle elezioni dei consigli di quartiere.
Per quanto riguarda l'abbinamento con le elezioni regionali, poi eventualmente ve ne darà anche conferma il segretario, ma ci siamo confrontati su questo anche prima, l'eventuale abbinamento andrà concordato e autorizzato dal prefetto, al quale va chiesta la relativa autorizzazione, e per quanto riguarda l'elenco dei soggetti ammessi al voto, è stato richiesto espressamente, prima di provvedere alla redazione del regolamento al nostro ufficio dell'anagrafe, se gli stessi fossero in grado di provvedere alla creazione di un elenco simile, e l'anagrafe ha risposto affermativamente, in quanto è in grado di estrarre senza nessuna particolare difficoltà una lista dalla quale emergano non solo i cittadini italiani residenti nel singolo quartiere, ma anche i cittadini comunitari residenti da almeno 3 anni e i cittadini non comunitari, con ovviamente permesso di soggiorno e quindi regolarmente residenti, da almeno 5 anni. Per cui dal punto di vista tecnico l'anagrafe ci ha dato piena rassicurazione di non avere problemi tecnici nel rispondere a questa richiesta. Al di là quindi delle risposte tecniche al consigliere Darè, vi chiedo qualche secondo ancora di attenzione perché vorrei esprimere i miei ringraziamenti al consigliere De Valier per essersi fatto carico in questi mesi del compito di provvedere alla stesura del regolamento dei consigli di quartiere. Ai consiglieri, i miei ringraziamenti vanno anche ai consiglieri che questa sera hanno espresso attestazioni di stima per quanto da me esposto all'inizio, e anche a tutti quanti coloro che in questi mesi hanno dato il loro apporto in qualsiasi modo per realizzare questo importante momento di apertura alla partecipazione democratica. Un pensiero particolare però di ringraziamento va anche ai dirigenti e ai dipendenti del Comune, che in queste settimane hanno collaborato con impegno alla stesura del regolamento, e quindi insomma anche la loro partecipazione attiva e il loro impegno va riconosciuto, e insomma colgo l'occasione per ringraziarli. Grazie Assessore Denardi. La parola al Dottor Spessotto per il chiarimento richiesto. Prego. Beh, a questo punto, dopo anche l'intervento del consigliere, del capogruppo Costa, che ringrazio perché è stato esauriente, chiaro, e mi ha anticipato ormai delle risposte tecniche, e soprattutto ha fatto riferimento all'intervento dell'assessore Denardi, con la quale avevo concordato la parte tecnica. Nel suo intervento introduttivo aveva fatto tutta una serie di puntualizzazioni tecniche che avevamo visto insieme, quindi per me c'erano già i paletti in quel senso. Poi, se volete, giuridicamente possiamo disquisire, ma è togliere spazio al confronto politico. Nell'ultimo intervento di Sant'Antonio posso dire questo: non c'è un articolo specifico che impedisce a terzi di partecipare alla commissione consigliare del TUEL, testo unico legge comunale provinciale, per capirci. Però se si chiamano commissioni consigliari vuol dire che sono composti solo da consiglieri, altrimenti sarebbero commissioni miste e sarebbero un'altra cosa. Quindi tecnicamente le commissioni consigliari sono emanazione del Consiglio e composte solo da consiglieri. Poi che possono partecipare le commissioni consigliari, chi può partecipare e in che forma, lo stabilisce il regolamento di questo Consiglio, e che tra l'altro, se non ricordo male, prevede, è ancora rimasto dentro il Consiglio di quartiere? E il Presidente di Consiglio di quartiere nell'articolo 45, tra l'altro, e comunque sta alla regolamentazione che voi state facendo in merito per quanto riguarda questo aspetto specifico, cioè la partecipazione di terzi come contributo rispetto alle commissioni che è composta da consiglieri comunali. Prego. No, sulle modalità avevo... Allora, scusate. Sulle modalità, allora, avevo concordato la risposta con l'assessore Denardi, infatti lei ha richiamato l'accordo con me sulla risposta, e cioè le modalità, per così come è stato premesso che per quanto riguarda l'abbinamento regionale o meno, come ha già detto l'assessore Denardi, la prefettura deve autorizzare questo possibile abbinamento, come mi risulta sia già successo in precedenza per quanto riguarda il Comune di Vittorio Veneto. Ecco, allora le rispondo. Come possono, se entrano nel
elettorale. B, se residenti del comune di Vittorio Veneto, da quanto tempo? Cioè alla data delle elezioni, un mese prima, un giorno prima? No, è scritto 5 anni. È scritto. No, 5 anni, residenti nel comune di Vittorio Veneto da 5 anni, da 6 anni, 5 anni, 3 anni avete detto, no? Allora, i 5 anni alla scadenza della tornata elettorale? No, non vedo altrimenti quale data si potrebbe individuare. Cioè, allora, faccio un esempio, elettori per la Camera dei Deputati sono i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni. È ovvio che sono quelli che hanno compiuto 18 anni alla data dell'elezione, non quelli che hanno compiuto 18 anni 6 anni prima, sì, o 2 mesi prima. Ma siccome le elezioni non sono ancora, mi perdoni, fin là che arriva, ma siccome le elezioni non sono, la data delle elezioni non è ancora stata fissata, vorrei capire se avete già l'elenco. No, verrà... No, lo sto chiedendo, penso di avere diritto di avere una risposta, no? Democrazia partecipata, anche questo è. Allora voglio capire se votano all'interno degli stessi siti dove si vota. No, posso? Io voglio sentirlo dal segretario per cortesia, e se mi dà una risposta scritta su questo. Allora, posso? Non volevo. Prego. È intervenuto l'assessore, era giusto che avesse la precedenza. Articolo 8, nel momento in cui venisse approvato questo regolamento. Procedure per lo svolgimento della consultazione. Con il provvedimento di indizione delle elezioni del Consiglio di quartiere, il sindaco stabilisce, quindi ci sarà un provvedimento attuativo del sindaco che stabilisce giorno e orario in cui si svolge la consultazione elettorale, l'ubicazione dei seggi, che era una delle sue domande, del quartiere, ove gli elettori si recano personalmente a votare, la composizione del seggio elettorale, che comunque dovrà prevedere almeno un precedente di 2 scudatori non candidato del Consiglio di quartiere interessato, che svolgeranno poi funzioni gratuitamente, le modalità e i tempi di presentazione delle candidature, le forme di pubblicizzazione delle consultazioni garantendo la massima diffusione presso la cittadinanza, le modalità di svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, su eventuali contestazioni, al sindaco demandata l'adozione di ogni altro provvedimento necessario per gli adempimenti preparatori per lo svolgimento della consultazione al fine di garantire segretezza del voto, correttezza delle operazioni di scrutinio. Quindi ci sono provvedimenti attuativi del sindaco dove verranno stabilito in dettaglio queste modalità. Il regolamento così, la proposta del regolamento così stabilisce. Sì, come da articolo 8. Come da articolo 8. E allora, però, consigliere Sant'Antonio, però adesso le do la parola, 30 secondi, 20 secondi, prego. Non ho ancora capito, sono un po' duro, se c'è qualcosa che vieta a un eventuale presidente del quartiere di partecipare a una commissione permanente e avere diritto di parola, cioè esprimere la propria opinione, e non l'ho capito. Allora, il segretario è stato chiarissimo. Allora, provo a spiegare. Brevissimamente, perché siamo al di fuori un po' delle regole. Scusi, giustamente, consigliere. Allora, le commissioni consigliari... Un po' più lontano dal microfono, consigliere. Grazie allora, mille. Mi metto in piedi che è più lontano. Ecco, allora, la commissione perfetto. consigliare è composta ovviamente esclusivamente da consiglieri. Ciò significa che i lavori della commissione, e ai lavori della commissione partecipano i consiglieri, c'è un presidente e la gestione della riunione spetta appunto al presidente. Lei dice: perché non mettiamo con diritto di parola nel regolamento? Non è possibile per una ragione semplice, perché è un vulnus alla commissione e al suo presidente. Tant'è vero che anche adesso il regolamento prevede che il presidente possa invitare in commissione, può invitare, può sentire,
può chiedere. Se invece fosse scritto i presidenti dei quartieri partecipano come uditori, come c'è scritto, ci fosse scritto con diritto di parola, vorrebbe dire che l'uditore comunque può avere la parola. Invece questo non è possibile. Così come tenga presente che se noi chiamassimo la Presidente Boteon come abbiamo fatto e non è venuta, guarda caso, noi ci preoccupiamo di chiamare, di far venire, c'è chi invece chiamiamo espressamente e non viene, vabbè, quella non ha bisogno di partecipazione sicuramente, si partecipa da sé. E se venisse, fra l'altro, non si trova nessuna parte che ha diritto, noi possiamo chiedere, fra l'altro non potremmo farlo nemmeno noi, lo fa il Presidente. Chiarissimo, Credo sia chiaro. consigliere, Grazie. grazie. E qui però dobbiamo, adesso Fasan, lei ha già fatto il secondo intervento, perché adesso ci sono gli emendamenti, se lei vuole presentare gli emendamenti, guardi, le do 30 secondi di orologio. Solo una precisazione, 30 siccome ho secondi, vissuto poi per tolgo il 15 anni microfono. nelle commissioni consigliari e ho fatto anche presidente per un mandato, io non ho mai avuto nessun problema ad invitare tutti quelli che potevano portare dei contributi, tant'è vero che la consigliere di minoranza, la Costantini, veniva tutte le volte invitata perché la consideravo un valore aggiunto per la commissione, vista la sua esperienza, e ha sempre partecipato a tutte le commissioni senza alcun problema, con parola, non con diritto, ma gli era concessa la parola. Okay. Pertanto non vedo che queste fisime istituzionali, che ne so. Va bene, grazie. Grazie consigliere Fasan. Allora a questo punto, come eravamo d'accordo in conferenza dei capigruppo, passiamo alla presentazione e alla votazione sequenziale degli emendamenti. Prego. Allora io a questo punto in ordine di precedenza darei la parola, perché l'ha presentato nella giornata di oggi o di ieri? Questa mattina, sì. Darei la parola al consigliere Saracino, avvisando che verranno letti gli emendamenti uno alla volta e votati sequenzialmente, come era stato stabilito all'inizio della seduta. Prego, consigliere Saracino. Bene, il primo emendamento lo troviamo all'articolo 2, 11ª riga. Il Consiglio Comunale può stabilire una diversa delimitazione territoriale quando si manifesta l'esigenza. Qua vorrei far aggiungere la frase sentito il parere dei consigli di quartiere interessati. Allora, metto allora, consigliere Boteon, a lei la parola per una... Allora, sì, il tema è sicuramente interessante, quello della modifica dei consigli di quartiere, quindi ad esempio a Costa Meschio se ne è manifestato ogni tanto, se ne è discusso, se ha senso averne due o uno insieme. È un po' scontato che se si modificano la richiesta viene dai consigli di quartiere, quindi secondo me può essere accolto questo emendamento, al posto di sentito il parere, sentiti i consigli di quartiere. Quindi la modifica, quindi prego. Prima si è detto e l'assessore l'ha detto. Sì. Nessun provvedimento può essere aggravato da pareri. Qui
Esatto, consigliere Carnilossi. Infatti non ho parlato di parere, ho sentito i consigli di quartiere. È proprio quello che ha detto il consigliere Botteon, cioè non sentito il parere dei consigli di quartiere, ma sentiti i consigli di quartiere. E se non si sente? Se non si sentono i quartieri? Ma lui stava dicendo la stessa cosa, il problema è che non è possibile. No, ma questa è una cosa giuridica. Questa è una cosa giuridica. È una cosa giuridica. Perché se passi su questo fa sempre bene, il bilancio deve essere sentiti i consigli di quartiere, non è possibile, perché è una grave incremento del procedimento. Scusate, sapete. Allora, perfetto, allora facciamo in questo modo. Esatto. Allora il consigliere Saracino ha diritto che venga votato il suo emendamento, a meno che non esprima anche parere favorevole alla modifica proposta dal consigliere Botteon. Praticamente consiste nel sentito. Diventa illegittimo il regolamento, per non di quello che, come richiama l'avvocato Carneros, di quella che è la previsione, di quella che è la previsione della normativa in materia, al di là di quello ed è ovvio, e anche del fatto di non appesantire il procedimento, no, mi permetto solo di richiamare quello che avevamo detto nella riunione dei capigruppo. Chiusa la discussione, e io la ritengo chiusa, si passa alla lettura degli emendamenti e per ogni emendamento si vota senza alcuna discussione. Questo abbiamo detto, punto e a capo. Quindi se abbiamo 50 emendamenti, 1 minuto per emendamento, media, viene fuori 50 minuti. Se c'è, consigliere Darè, se ci sono degli emendamenti che anch'io potrei benissimo condividere, però no, non lo discuto, siccome non lo conosco, e io gradirei prima di intervenire conoscere e sapere il de quo agitur, cioè di che cosa si parla. Quindi se effettivamente questi emendamenti dovessero avere valore sostanziale, chi presentava gli emendamenti e ha interesse a farli approvare avrebbe dovuto farsi parte attiva a comunicarli ai consiglieri, perché se volete, altrimenti io espongo, io cos'è che faccio? Sto qua, ogni voto il no a tutti, perché non ho letto nessun emendamento, tranne quelli che mi sono stati 3 o 4 consegnati prima, e però non li ho letti tutti. C'è qualcosa che può andare, potrebbe andare, ma è qualcosa no. Per cui in riunione di capigruppo abbiamo deciso di votarli uno per volta in ordine di presentazione senza alcuna discussione. Punto. Ci siamo dati questa regola, cerchiamo di rispettarla. Bene, Grazie. allora metto in votazione un attimo il microfono di Costa, metto in votazione l'emendamento numero 1 del consigliere Saracino. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 2 astenuti. Lo proiettiamo perché
ecco qui, si vede, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Credo che lo vediate, eccolo qua. Non è, ecco, sentito il parere dei consigli di quartiere interessati. Un attimo, eccolo qua. Allora, l'emendamento è bocciato con contrari 11, favorevoli 3, astenuti 2. Contrari 11, astenuti 2 Bastiani Sant'Antonio, favorevoli 6. Astenuti 2, contrari 3. Quindi l'emendamento è respinto. Emendamento numero 2 del consigliere Saracino. Un attimo di pazienza. L'articolo 9. L'emendamento numero 2 è questo, spero che si veda, ecco. Allora, introduce dopo amministrazione comunale che avviene mediante esercizio della funzione consultiva. Poteri, no, il 2 è soltanto questo. Il 2 è soltanto questo. Vero consigliere? Allora, consigliere Saracino, lo deve leggere lei, quindi le do direttamente la parola. Prego. Perfetto. Allora, il mio secondo emendamento all'articolo 9, alla seconda riga, io ho fatto aggiungere dall'amministrazione comunale, virgola, aggiungere la frase che avviene mediante, 2 punti a capo, esercizio della funzione consultativa e potere di iniziativa. E questo è il mio secondo. Ok, questo è il secondo. Sì. Allora, metto ai voti l'emendamento numero 2 del consigliere Saracino. Favorevoli? 1, 2, 3, 4. Contrari? Astenuti? Un astenuto. E l'astenuto consigliere Fiorin. Favorevoli. Allora l'emendamento è respinto con 11 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto. Prego. Terzo emendamento, a seguire, aggiungere la frase: l'esercizio della funzione consultiva avviene mediante la partecipazione di un delegato per ogni consiglio di quartiere alla competente commissione consigliare permanente con esposizione del parere dello stesso in occasione di bilanci di previsione, piani opere pubbliche, piano regolatore generale, varianti PRG, piani particolareggiati di zona, convenzioni urbanistiche riguardanti il quartiere, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti il quartiere. 4. Ogni altra iniziativa che a giudizio dell'amministrazione risulti rilevante per la vita e lo sviluppo del quartiere. Il parere viene verbalizzato dalla commissione permanente, il verbale di commissione viene inviato ai consigli di quartiere per presa visione. Nei casi urgenti l'amministrazione comunale può convocare in consiglio comunale il presidente del consiglio di quartiere o un suo delegato per esprimere un parere. Ove il presidente o un suo delegato non sia presente in consiglio o in commissione, l'amministrazione comunale adotta i provvedimenti di competenza dando atto nelle deliberazioni della mancanza del parere. Metto in votazione l'emendamento numero 3 del consigliere Saracino. Favorevoli? 3 favorevoli, 4 favorevoli. Contrari? (11) contrari, se non ho contato male. Astenuti? Un astenuto. Un astenuto il consigliere De Bastiani. 15, quindi con 3 voti favorevoli, un astenuto. Quattro voti favorevoli, no scusate,
il segretario qua non mi sta dando una mano. 4 voti favorevoli e il resto contrari. Terzo emendamento. L'astenuto è il consigliere De Bastiani. Secondo no. Cioè, un intervento mi è concesso perché questa metodologia la trovo offensiva nei confronti dei membri della prima commissione, perché è nella prima commissione che doveva essere discussa questa cosa. No, sta tranquillo. Adesso non lo so, è un metodo questo di lavoro. Qui non abbiamo i testi sotto mano. Questo testo qui è ammissibile o è inammissibile? Se è inammissibile non si può neanche votare. Consigliere Dusse, lei ha ragione su quello che avrebbe voluto e quello che dovrebbe essere. Purtroppo è facoltà dei consiglieri presentare degli emendamenti prima o anche appena prima della votazione. Però Presidente, la Presidenza deve, perché se un emendamento è inammissibile, le faccio un esempio, adesso per mettermi in difficoltà direi votiamo tutti quanti per l'emendamento e immediatamente il segretario dirà guardate che questo regolamento è illegittimo, non potete approvare quell'emendamento, sa. Dopo, ripeto, o è ammissibile e allora sono divisivi. Quello per esempio, è vero qualcuno potrebbe avere dubbio, ma quello che abbiamo detto adesso è chiaramente inammissibile. Perché? Ma perché no? Domanda al segretario se è ammissibile. Allora, consigliere Canelos, guardi, se noi stiamo qua a selezionare gli emendamenti ammissibili e non ammissibili non la finiamo più. Metto in parola al consigliere Saracino per leggere l'emendamento numero 4. Bene, articolo 15, sesta riga, aggiungere la frase: le istanze provenienti dai consigli di quartiere devono essere indirizzate in forma scritta anche tramite PEC ed ad esse gli uffici comunali competenti trasmettono obbligatoriamente risposta scritta entro termine di 30 giorni. Bene, metto in votazione voti favorevoli. 4 favorevoli. Voti contrari? Astenuti? Nessun astenuto. Allora, se vedete ci sono anche altri l'emendamento è respinto con 4 voti favorevoli, segretario, e 12 contrari. Ho diritto di replicare a Canelos perché qua adesso c'è. No, ma... Consigliere Saracino, l'emendamento numero 5. Scusi, adesso ho diritto di replicare perché allora il regolamento non è che me lo sono inventato io e ci sono 100.000 comuni in Italia, per dire un numero, che hanno questi regolamenti. Io non ho la presunzione di averlo creato, ma sono andato anche a vedere da chi fa meglio di questo regolamento presentato qua oggi, quindi non può dirmi che è inammissibile quello che presento perché nel resto d'Italia viene portato avanti, quindi se l'ammissibilità o no, questo non si discute, perché allora se questo non è ammissibile allora tutto il resto d'Italia su questo, fanno i regolamenti male. Avevo già risposto io comunque. Prego. Allora, quinto emendamento, a seguire avrei fatto aggiungere: i consigli di quartiere hanno il diritto di ottenere l'amministrazione comunale, in riferimento al loro diritto di partecipazione alle commissioni permanenti, al pari dei consiglieri comunali membri della commissione stessa, notizie, informazioni, dati e documenti inerenti all'esercizio del loro mandato, nel rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti e di quella sulla tutela della privacy. Bene, metto in votazione l'emendamento numero 5 del consigliere Saracino. Voti favorevoli? 1, 2, 3, 4 voti favorevoli. Contrari? Astenuti? Un astenuto, 11 voti contrari e 4 favorevoli. Mi conforta? 11 e 4, 15. Sì. Consigliere Saracino, l'emendamento numero 6. Allora, articolo 16, alla prima frase
il Presidente del Consiglio di quartiere è invitato, è invitato ad assistere come uditore, toglierei la frase alle riunioni della Commissione consigliare permanenti e. Quindi alle sedute del Consiglio Comunale, ma questo è già vabbè. Metto in votazione l'emendamento numero 6 del consigliere Saracino. Favorevoli? Contrari? Allora, il contenuto, l'articolo si legge in questo modo, una volta tolta la frase: il Presidente del Consiglio di quartiere è invitato ad assistere come uditore alle sedute del Consiglio Comunale. Questo mi permetto di dire che era già scritto negli articoli precedenti. Comunque metto in votazione l'articolo, l'emendamento del numero 6 del consigliere Saracino. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 1, 2, 3 astenuti. Posocco, Fasan e Sant'Antonio. Ha votato contrario. Ha votato contrario. Bene, adesso do la parola in ordine di se vogliamo rispettare l'ordine di presentazione di questa sera, al consigliere Posocco. Non abbiamo naturalmente la proiezione video, quindi pregherei qualcuno di chiudere la finestrella del proiettore video. Grazie. Sì, verso destra. Consigliere Posocco, una cosa, lei non li ha firmati, quindi la pregherei di mettere una firma sull'originale che mi consegna. Grazie. Sì, me lo consegna firmato, dopo firmato, ok. Allora, prego. Sì, grazie Presidente, cercherò di essere più chiaro possibile. Allora, vorrei emendare l'articolo 1 del regolamento con questo che propongo. Allora, il presente regolamento disciplina le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di quartiere in applicazione dello Statuto Comunale, articolo 68,2. I consigli di quartiere sono organismi rappresentativi delle realtà logistico-territoriali in ambito comunale e promuovono la partecipazione democratica, l'aggregazione e l'iniziativa degli stessi. Nello spirito dell'articolo 68 dello Statuto Comunale, i consigli di quartiere hanno un ruolo consultivo con funzione di istanza e di proposta verso l'amministrazione comunale. Consigliere Posocco, si allontani un attimo, prego. Interpretando la volontà e le istanze scaturite dai cittadini nelle riunioni del Consiglio, i consigli di quartiere possono avanzare proposte, suggerimenti o richieste su diversi argomenti quali, elenco non esaustivo, interventi in manutenzione di strade, piazze, fabbricati, verde pubblico, eccetera, di competenza del Comune. Inoltre può proporre finanziamenti e realizzazione di opere pubbliche, interventi relativi al campo sociale, culturale e del tempo libero per l'impostazione dei programmi annuali e pluriennali dell'amministrazione. Il Consiglio di quartiere è politicamente imparziale, non ha alcun fine di lucro ed è fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti. Nel loro svolgimento deve essere politicamente imparziale, una cosa che avevo già chiesto dall'inizio della prima riunione in Consiglio Comunale. Allora, metto in votazione l'emendamento numero 1 del consigliere Posocco. Favorevoli? 3 voti favorevoli. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È fuori Sant'Antonio. Sì, l'abbiamo registrato. E astenuti? Astenuti? Benissimo.
favorevoli, esatto, favorevoli 3 e 12 contrari, 12 contrari. Prego, emendamento numero 2. Sì, all'articolo 4 vorrei al posto di vorrei aggiungere: i consigli di quartiere rimangono in carica fino alla naturale decadenza del consiglio comunale. Metto in votazione. Favorevoli 3, favorevoli, contrari. Consigliere Costa? Quindi contrari. Astenuti? Un astenuto, consigliere Saracino. Quindi 3 favorevoli, Posocco, Fasan, Sant'Antonio. E astenuto consigliere Saracino. Gli altri ok. Sì. Esatto, 12 contrari. L'emendamento numero 3. L'emendamento numero 3 lo propongo all'articolo 5. Manterrei solo le ultime 2 righe. La posizione del consigliere di quartiere è incompatibile con quello del consigliere comunale e del membro della giunta comunale. Prima aggiungerei: sono elettori attivi dei consigli di quartiere tutti i residenti nei quartieri indicati dall'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana, che hanno compiuto i 16 anni alla data della votazione. Nel caso in cui le candidature per singole zone non superassero il numero di 7, tutti i candidati saranno eletti senza ricorrere alla votazione nella zona. Metto in votazione l'emendamento numero 3 del consigliere Posocco. Favorevoli? 3 favorevoli. Posocco, Fasan, Sant'Antonio. È uscito Saracino, quindi siamo in 15. Contrari? Contrari? Astenuti? Nessun astenuto. Sì. E 12 contrari. Sì. Posocco, Fasan, Sant'Antonio. L'emendamento è respinto. Numero 4, prego a lei la parola. Allora, riguarda l'articolo 7, vorrei aggiungere: il rappresentante del consiglio di quartiere presenta le proprie dimissioni al presidente e alla giunta comunale. Può inoltre essere considerato decaduto per assenze ripetute, almeno 3, e continuative alle riunioni senza giustificati motivi. La giunta comunale provvederà a deliberare la surrogazione nella prima riunione successiva alla presa d'atto della decadenza, attingendo alla graduatoria dell'uopo predisposta. Qualora la graduatoria fosse esaurita, si procederà ad attivare una nuova elezione. Sempre Saracino che è uscito, quindi siamo in 15. Allora, sono presenti 15 consiglieri, sindaco compreso. Metto in votazione emendamento del consigliere Posocco. Voti favorevoli? 3 voti favorevoli, Posocco, Fasan, Sant'Antonio. Contrari? Astenuti? Nessun astenuto. Emendamento non approvato. Emendamento numero 5. Emendamento numero 5. Allora, vorrei emendare l'articolo 8, che poi ho capito che tutta la procedura la deciderà il sindaco, quindi magari se la bocciate potrebbe essere anche un suggerimento al sindaco. Allora, la procedura elettorale consiste in 3 frasi distinte: presentazione di autocandidature supportate da minimo numero 10 firme di residenti della zona del candidato convalidate dal consigliere comunale. Informazione sulle candidature, modalità, luogo e data della votazione. Votazione e proclamazione degli eletti. L'intera procedura è coordinata e definita da un comitato elettorale formato dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dai componenti effettivi della prima commissione affari istituzionali e attività culturali. I seggi elettorali sono composti da 2 consiglieri comunali disponibili. Per la validità delle elezioni di ciascun consiglio di quartiere è necessario il superamento del 25% del quorum.
Metto in votazione l'emendamento numero 5 del consigliere Posocco. Voti favorevoli? 3 voti favorevoli, Posocco, Fasan, Sant'Antonio. Contrari? Contrari? Astenuti? Un astenuto, consigliere Saracino. Quindi 12 più un astenuto più 3. 12, 13, 16. Siamo in 16. Emendamento numero 6, prego. Sì, ripropongo quello proposto dal consigliere Saracino. Le risposte riguarda l'articolo 9. Articolo 9. Le risposte alle proposte, suggerimenti e richieste formulate in forma scritta dai consigli di quartiere dovranno pervenire agli stessi entro 30 giorni dall'assessorato di riferimento. Dall'assessore di riferimento. Cosa che succedeva puntualmente prima. E che voi vi lamentavate. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Favorevoli? 3, 4 favorevoli. Contrari? Astenuti? Nessun astenuto, 4 voti contrari, 4 voti favorevoli, Posocco, Fasan, Sant'Antonio e Saracino, e 12 contrari. Emendamento numero 7. Emendamento all'articolo 10, vorrei aggiungere il Consiglio di quartiere deve utilizzare per le proprie sedute locali comunali a titolo gratuito, eventualmente disponibili, o in alternativa locali di altre istituzioni, esempio scuole se presenti sul territorio del quartiere, e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività del comitato. Mi scusi, ma l'articolo 10 è sulle spese di bilancio? Questo potrebbe essere una spesa di bilancio eventualmente se inserita. Metto in votazione l'emendamento numero 7 del consigliere Posocco. Favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Astenuti? Un astenuto, 12 contrari e 3 favorevoli. Emendamento è respinto. Emendamento numero 8, prego. È un emendamento all'articolo 11. Allora, il presidente del consiglio di quartiere viene eletto dal consiglio di quartiere nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti assegnati nella prima seduta. Dalla seconda seduta e successive si prevede una maggioranza relativa dei presenti. Il presidente rappresenta nei rapporti esterni il consiglio di quartiere. Convoca e presiede il Consiglio, dandone la massima pubblicità con avviso sul territorio, ne predispone l'ordine del giorno e presiede il Consiglio assicurandone il buon andamento. Cura i rapporti con l'amministrazione comunale, riferisce a nome del Consiglio alla Giunta comunale sui problemi e le istanze del Consiglio di quartiere. Al Presidente viene trasmesso, per conoscenza, l'invito di convocazione del Consiglio comunale, con il relativo ordine del giorno. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno questioni di particolare rilevanza per il proprio territorio di competenza, può chiedere di prendere la parola alla seduta del Consiglio comunale, attraverso una comunicazione da fare al Presidente del Consiglio 48 ore prima del giorno dell'adunanza, indicando il punto o i punti su quali intende intervenire, fermo restando l'impossibilità di prendere parte alla votazione. L'ufficio di presidenza del Consiglio stabilirà le modalità e i tempi di intervento. Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina di volta in volta un segretario incaricato di redigere un sintetico verbale delle sedute di Consiglio, utilizzando degli appositi modelli forniti dal Comune dove riportare luoghi, orari, presenti, resoconti degli interventi e delle deliberazioni con le votazioni ottenute. Copia del verbale dovrà essere trasmessa entro 30 giorni al sindaco tramite l'ufficio di segreteria, dove sarà a disposizione dei capigruppo consigliari e del Presidente del Consiglio comunale. Metto in votazione l'emendamento numero 8 del consigliere Posocco. Voti favorevoli? 3 voti favorevoli. Contrari? Astenuti? Un astenuto? 12 contrari e 3 voti favorevoli. L'emendamento è respinto. Emendamento numero 9.
vorrei sostituire l'articolo 14 con questo emendamento. La prima riunione del Consiglio di quartiere per l'insediamento sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio di quartiere potrà essere convocato per iniziativa del Presidente o di almeno 3 componenti del Consiglio medesimo. La prima riunione viene convocata e presieduta dal Presidente non oltre 30 giorni dalla votazione. La convocazione fatta per iscritto e contenente l'elenco delle questioni da porre all'ordine del giorno deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima. Deve essere trasmessa inoltre per conoscenza al sindaco. Le sedute dei consigli di quartiere sono pubbliche, salvo motivata richiesta della maggioranza dei suoi componenti, per la maggiore partecipazione dei cittadini. I verbali dei consigli di quartiere devono essere pubblicati nel sito del Comune di Vittorio Veneto. Metto in votazione l'emendamento numero 9 del consigliere Posocco. Favorevoli? 4 favorevoli. Contrari? 12 contrari. Astenuti? Nessuno. 12 contrari e 4 favorevoli. L'emendamento è respinto. Emendamento numero 10, prego. L'emendamento riguarda l'articolo 15, rapporti con l'amministrazione comunale. I consigli di quartiere possono avvalersi della struttura comunale come supporto tecnico per consulenze, quesiti o elaborazione di atti amministrativi. Tutti i presidenti dei consigli di quartiere sono convocati periodicamente dal sindaco o dal suo delegato con lo scopo di assicurare lo scambio di informazioni, esperienze e iniziative intraprese nei diversi quartieri, coordinare unitariamente gli indirizzi e attività della partecipazione, esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sui quali i quartieri sono chiamati a pronunciarsi e coordinare le procedure, i tempi, le metodologie da adottare. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Astenuti? Un astenuto, consigliere Saracino. 3 favorevoli e 12 contrari. L'emendamento è respinto, prego. Emendamento numero 11. No, finiti. Ah, pardon, chiedo scusa. Ci sono... Grazie, questi sono. Ci sono altri emendamenti? Consigliere Fasan? Sì, prego. Grazie Presidente. Una risposta brevissima a De Valier. Ho partecipato per 20 anni al Consiglio di quartiere e me ne sono andato quando non mi era più possibile condividere metodi e atteggiamenti. No, aspetta, perché mi ha chiamato in causa, per piacere. Fasan, però qui stiamo parlando degli emendamenti, poi lei avrà i 3 minuti per la dichiarazione di voto. Vabbè, mi ripeterò dopo. Volevo raccontare una allora storiella. Io la invito a illustrare, a leggere l'emendamento numero 1 Fasan, che io chiamo numero 1 Fasan. Numero 1 Fasan, e ne arriverai a 14. Che articolo tratta? Articolo 5, Costituzione e rinnovo degli organi. Ho avuto pietà dei consiglieri, ho cominciato dall'articolo 5. Saranno individuati come membri di ogni consiglio di quartiere gli 11 candidati consiglieri non eletti residenti nel quartiere che alle elezioni amministrative hanno avuto più voti. Allora metto in votazione l'emendamento numero... Chiedo scusa. Tutto il 5. Non il comma. Punto numero articolo 5, secondo emendamento. La lista dei candidati... No, secondo emendamento. Questo è il primo? Esatto. Allora, primo... Prego. Prego. E allora poi me li votate uno per uno, tutti... Beh, sono 4 emendamenti dello stesso articolo. 7 emendamenti. Se li prendi così, vabbè. Fate quello che volete. La lista dei candidati consiglieri non eletti alle amministrative che obbligatoriamente dovranno dare la loro disponibilità scritta farà da bacino per i futuri consigli di quartiere alle quali si dovrà attingere nel caso di dimissioni.
Se il Consiglio decidesse di fare votazioni mirate per i consigli di quartiere, saranno rese valide solo se supereranno il quorum del 25% degli aventi diritto al voto. I consigli di quartiere formati da 11 consiglieri rimarranno validamente in carica con un numero non inferiore a 7 consiglieri. Come avete capito, io ho proposto di non fare delle votazioni mirate per i quartieri, ma di attingere alle liste elettorali delle amministrative, così si darebbe anche più importanza, a mio parere, a quelli che si propongono politicamente dentro nelle liste. I più votati, 10 più votati o 11 faranno parte. Mi sembra che sia una proposta giusta, equa, un po' diversa da quello che dicono gli altri, però mettiamo nella disponibilità dei consiglieri. Ok, metto in votazione quello che chiamiamo emendamento numero 1 Fasan, il relativo all'articolo 5. Favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Astenuti? 12 contrari, 3 favorevoli, 1 astenuto. L'emendamento è respinto. Prego. Articolo 8. Procedura per lo svolgimento della consultazione. La composizione del seggio elettorale, che comunque dovrà prevedere almeno un presidente e 2 scrutatori non candidati per il consiglio di quartiere interessato, che svolgeranno le proprie funzioni gratuitamente. Il presidente e i scrutatori saranno individuati mediante estrazione, escludendo la possibilità di essere incaricati nel quartiere di appartenenza. Questo per un maggiore equilibrio, diciamo, no? Nelle votazioni di ogni quartiere. Metto in votazione l'emendamento numero 2 del consigliere Fasan. Favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Astenuti? 1 astenuto, 12 contrari, 3 favorevoli. Fasan, Posocco e Sant'Antonio. L'emendamento è respinto. Emendamento numero 3. Prego, consigliere Fasan. Articolo 9. Funzioni del consiglio di quartiere. Il piano opere pubbliche dovrà tener conto delle indicazioni date dall'Assemblea di Presidenti del Consiglio di quartiere. Parere obbligatorio nell'impianto di delibera del Consiglio Comunale. Nella compilazione del piano opere pubbliche, ogni Consiglio di quartiere avrà a disposizione un budget decisionale di spesa assegnato in proporzione al numero degli abitanti del quartiere, secondo una logica di perequazione data dalle tasse pagate dai cittadini e dalle risorse date dal territorio alle casse comunali. I consigli di quartiere dovranno essere partecipi nella stesura del PAT, contribuendo per conoscenza e competenza al PAT riguardante il proprio quartiere. Allora metto in votazione... Posso completare la mia esposizione? Il perché di questa... No, eravamo d'accordo di leggerli e votarli. Sì, vabbè. È molto chiaro. Non sono stato messo... Devo dire che il testo è molto chiaro. Metto in votazione emendamento numero 3 del consigliere Fasan. Favorevoli? 3 voti favorevoli. Contrari? Astenuti? 1 astenuto, 12 contrari e 3 favorevoli. No. Sono 11 contrari, è uscito il consigliere D'Arè. Quindi 11 contrari, 1 astenuto e 3 favorevoli. L'emendamento è respinto. Non poteva votarmi contro. Emendamento numero 4. Spese di bilancio. La costituzione dei consigli di quartiere, le modalità di elezione degli organi interni e le partecipazioni delegate all'attività del Consiglio e delle commissioni non apportano aggravio diretto e indiretto di spesa per il bilancio comunale. Ho aggiunto indiretto. Chiaro. Metto in votazione l'emendamento numero 4 del consigliere Fasan. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 3 favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto. È rientrato il consigliere D'Arè. Sì. Articolo 11. Articolo 11, emendamento numero 5. Organi interni. Il Presidente avrà le funzioni di portavoce del Consiglio di quartiere e si esprimerà dopo aver interpellato il Consiglio. Dovrebbe essere una cosa consolidata, ma non è così. Vista la funzione preparatoria per nuovi amministratori, la figura del Presidente portavoce con cadenza semestrale e a rotazione secondo una graduatoria data dalle preferenze sarà rivestita da tutti i consiglieri eletti.
Metto in votazione l'emendamento numero 5. Favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Astenuti? 1 astenuto, 12 contrari, 3 favorevoli. L'emendamento è respinto. Emendamento numero 6. All'articolo 12. Conferenza dei Presidenti. L'Assemblea dei Presidenti avrà la sede istituzionale che le compete del ruolo assunto. La sede più indicata è la sala consigliare. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Favorevoli? 3 favorevoli. Contrari? Astenuti? 1 astenuto, 12 contrari e 3 favorevoli. L'emendamento è respinto. Articolo 15. Numero 7, articolo 15. Rapporti con l'amministrazione comunale. Alla fine di ogni giunta e previa la necessaria convocazione ai consigli di quartiere interessati, i presidenti o loro delegati dovranno essere informati di ogni punto all'ordine del giorno discusso riguardante il proprio quartiere. Ogni mese i presidenti si interfacceranno in sala giunta con i tecnici responsabili di vari procedimenti alla presenza dell'assessore di riferimento per essere informati dei progetti in via di realizzazione e sui tempi della loro esecuzione. L'amministrazione si impegna con cadenza semestrale a convocare in sala consigliare tutti i consiglieri di quartiere in assemblea per un necessario confronto su questioni riguardanti le competenze dei consigli di quartiere. Metto in votazione l'emendamento numero 7 del consigliere Fasan. Voti favorevoli? 3 voti favorevoli. Contrari? 12 voti contrari. Astenuti? 1 astenuto. L'emendamento è respinto. Ci sono altri emendamenti? Consigliere Fasan dovrebbe firmare articolo per articolo. Anche se è verde va bene. Articolo per articolo. Articolo per... No, avevamo copia del consigliere Costa. E ci sono... Ce l'hai questo? No. Ce l'hai quello di Sant'Antonio. Allora, ci sono altri emendamenti, consigliere Sant'Antonio? Prego. Un attimo. Ecco, a lei la parola. Allora, velocissimo. Emendamento articolo 8, procedura per lo svolgimento della consultazione, lasciato integro fino all'ultima riga, dove ho cancellato: per la validità dell'elezione di ciascun consiglio di quartiere non è necessario il superamento di alcun quorum, invece ho introdotto il meccanismo del quorum. Per la validità dell'elezione di ciascun consiglio di quartiere è necessaria la partecipazione alla consultazione di almeno il 25% degli aventi diritti. Nel caso il quorum non dovesse essere raggiunto, il quartiere rimarrà privo di rappresentanza fino alla scadenza naturale degli altri consigli. Dov'è? Chi ce l'ha? Allora, chiarissimo. Metto in votazione l'emendamento che chiamiamo numero 1 del consigliere Sant'Antonio. Voti favorevoli? 3 voti favorevoli. Contrari? Astenuti? 1 astenuto, 12 contrari, 3 voti favorevoli. Ok, Sant'Antonio, Fasan, Posocco. Emendamento numero 2 all'articolo 9. Articolo 9, lasciato integro fino alla fine, ho aggiunto: i consigli di quartiere hanno diritto ad ottenere dall'amministrazione comunale notizie, informazioni, dati e documenti inerenti all'esercizio del loro mandato nel rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti e di quella sulla tutela della privacy. A tal fine viene data la possibilità ai presidenti di accedere al sito del comune, all'area riservata per i consiglieri comunali, tramite la consegna di user ID e password, dove si trovano informazioni riguardanti atti e documenti a disposizione dei consiglieri comunali, statuti e regolamenti comunali, verbali di seduta del consiglio comunale, convocazione e verbali delle commissioni consigliari. La partecipazione del consiglio di quartiere alle scelte amministrative dell'ente locale avviene mediante esercizio della funzione consultiva, poteri di iniziativa. Per funzione consultiva, l'esercizio della funzione consultiva avviene mediante la partecipazione di un delegato per ogni consiglio di quartiere alle commissioni consigliari permanenti. Il consiglio di quartiere esprime il proprio parere obbligatorio e non vincolante su bilanci di previsione e piani opere pubbliche,
piano regolatore generale, varianti PRG, piani particolarizzati di zona, convenzioni urbanistiche riguardanti il quartiere, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti il quartiere, ogni altra iniziativa che a giudizio dell'amministrazione risulti rilevante per la vita e lo sviluppo del quartiere. Metto in votazione quello che chiamiamo emendamento numero 2 all'articolo 9 del consigliere Sant'Antonio. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto, 12 contrari, 3 voti favorevoli. Emendamento numero 3 all'articolo 15. Lasciato inalterato l'articolo 15, ho tolto l'ultimo capoverso. L'amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione, c'era scritto per quanto possibile per ogni quartiere, l'ho tolto perché deve mettere a disposizione un locale quale sede del consiglio di quartiere e comunque altri locali già in uso all'amministrazione comunale con le modalità che saranno concordate, quindi deve. Metto in votazione l'emendamento numero 3 del consigliere Sant'Antonio all'articolo 15. Voti favorevoli? 3 voti favorevoli, contrari? Astenuti? 2 astenuti, 11 contrari e 3 voti favorevoli. 2 astenuti, Saracino più Fiorini. Quindi l'emendamento è respinto. Consigliere Sant'Antonio, le firme. Allora, se ci sono, chiedo naturalmente ai consiglieri se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti metto in votazione il testo del regolamento così come l'abbiamo visto prima. Consigliere Fasan, 3 minuti. Prendo il discorso che mi è stato interrotto anche per essere stato chiamato in causa da De Valier. Consigliere, avvicini leggermente il microfono, grazie. Dobbiamo metterci d'accordo. Vorrei dire a De Valier che ho partecipato per 20 anni ai consigli di quartiere. A proposito, Carneloschi rideva prima, quanti consigli di quartiere ti sei fatto? Neanche uno. Va bene, dai. Fammi. Allora, non ridere delle cose che non sai. Allora io qui sulle mie proposte sono tutti desiderata dei quartieri, cioè per 20 anni noi ci siamo trovati e non abbiamo avuto mai una risposta delle amministrazioni di centro-sinistra. E poi ti racconto un'altra cosa da che sono qua e che non costa niente. Allora, ho partecipato per 20 anni al consiglio di quartiere, tanto per farti capire com'è il clima dentro nei quartieri, no? Me ne sono andato quando non mi era più possibile condividere metodi e atteggiamenti. Quando da giovane universitario stendevo come segretario i verbali, dovevo andare a farmeli correggere dall'assessore residente in Valle Pisina per non disturbare. Hai capito? Questi sono, non ho più partecipato alla vita dei consigli di quartiere perché permetti. La parola al consigliere Saracino, prego. Grazie. La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che le mie mozioni non erano nient'altro che il testo originale che il gruppo di lavoro aveva elaborato a febbraio, quindi pensavo che questi emendamenti, essendo stati condivisi con De Valier, il gruppo di lavoro, potessero essere diciamo sulla stessa modo di pensarlo. Vorrei sottolineare che questi emendamenti non sono minimamente contro la legge perché, ripeto, esistono in tantissimi altri regolamenti, e la cosa che veramente mi lascia basito è che si parla di partecipazione e trasparenza e dopodiché succedono queste cose, cioè lavori permessi a un progetto, a un regolamento, e dopodiché viene presentata una cosa che è un contenitore vuoto soltanto di facciata
che dà vita soltanto a una cosa per dire sì, l'abbiamo fatto, ma senza un vero potere a questi consigli di quartiere che secondo me, ma anche noi di Partecipare Vittorio, sono un potere aggiunto per l'amministrazione per migliorare il proprio lavoro, e quindi io voterò contro questo regolamento perché così com'è non serve a niente. Grazie. Consigliere Posocco. Grazie Presidente, mi dispiace che gli emendamenti proposti sia dal consigliere Saracino sia dai miei da Sant'Antonio, da Fasan, o quelli che ha proposto il gruppo di lavoro Lista Toni Dare Sindaco non siano stati presenti in considerazione. Secondo me qualcuno, per me erano meritevoli tutti di essere presi in considerazione, ma qualcuno secondo me portava una dignità ai consigli di quartiere che al momento non vedo in questa proposta presentata dall'attuale maggioranza. Non credo che fossero proposte contro le attuali leggi, secondo me erano migliorativi del regolamento che appunto la maggioranza ha proposto, quindi il mio voto sarà assolutamente contrario. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Dare. Sì, non ho diritto di manifestare l'intenzione di voto, ma credo di averla manifestata. No, il mio capogruppo è lui. Sì, purtroppo anche mio è un capo. No, voglio soltanto dire che voterò contrario, come d'altra parte ho votato contrario per tutta la serata, perché ritengo che questo sia un ente, un qualcosa, una forma inutile di partecipazione. La partecipazione è data dai consiglieri comunali eletti, i quali hanno il loro potere, hanno le loro funzioni, rappresentano a tutti gli effetti gli elettori vittoriesi. Portare all'interno del Consiglio Comunale i presidenti di quartiere è sbagliato. Penso che riservare agli stessi un posto, diciamo, in prima fila tra il pubblico basti e avanzi. Ritengo comunque che questo sia un qualcosa di inutile, l'ho sempre detto, li ho tolti e comunque il mio voto sarà contrario, come d'altra parte ho sempre espresso questo mio pensiero. Grazie. La parola al consigliere Sant'Antonio. Allora, Forza Italia non è contraria per principio all'introduzione dei consigli di quartiere, quali organismi di democrazia partecipata. Però, pur avendo votato favorevolmente alla reintroduzione dei consigli di quartiere in un consiglio comunale precedente, non sono stato invitato alla discussione, come ho detto prima, e redazione dell'attuale regolamento, venendo meno in questo caso, secondo me, il principio di coinvolgimento della minoranza, anche quando è d'accordo su alcuni principi. Tenendo conto infine che il regolamento, così come è stato proposto, è stato concepito e come è stato concepito non porta alcun, secondo me, valore aggiunto alla vita amministrativa del Comune di Vittorio Veneto, purtroppo, e sottolineo purtroppo, devo votare contro il regolamento proposto. Grazie consigliere Sant'Antonio. La parola al consigliere De Valier. Sì, volevo fare solo una breve replica. Il concetto di trasparenza innanzitutto, se essere informati di tutto quello che passa a livello cartaceo eccetera tramite commissione, quindi presenziare, sentire le motivazioni e quindi trarre tutte le conclusioni debite e conseguenti non è trasparenza, io non so cosa sia trasparenza. Se voi indicate che il precedente regolamento era più trasparente, ricordo da consigliere di quartiere che noi ricevavamo solo il bilancio e qualche atto qualche giorno prima della discussione, e quindi io ritengo questo molto migliorativo, se non esaustivo. E per quanto riguarda poi tutto l'iter, mi compiaccio che la minoranza abbia tutte le bozze gestite in maggioranza,
Dichiarazione di voto, consigliere, mi Sì, dispiace ma devo richiamarla al regolamento. Va bene, non sono capogruppo, posso fare una replica per quello che... Va bene, chiaramente darò voto favorevole al lavoro fatto in questi mesi. Grazie. Grazie consigliere De Valier, mi scusi ma dobbiamo andare secondo le regole. Consigliere Carnelos? No, devo parlare del capogruppo. Ho sbagliato. Allora consigliere Botteon, consigliere, scusi, io vado nell'ordine e vedo... Sì, infatti io, no, calma, siccome io... appunto, io, consigliere Dus Fasan, io in leggero disaccordo, chiedo innanzitutto, la Giunta, se non sbaglio, ha approvato già la bozza di regolamento di quartiere, quindi magari il consigliere Saracino avrebbe dovuto sentirsi col suo assessore di riferimento, e capisco l'esigenza di apparire perché naturalmente lei è qui, Saracino, perché altri si sono ritirati, però magari la metodologia che si dovrebbe tenere e che dovrebbe ottenere chi fa parte della maggioranza credo sia diversa. Comunque naturalmente voterò favorevolmente a questo regolamento. Grazie. Consigliere Costa, dichiarazione di voto, prego. Dichiarazione di voto abbastanza semplice. Io prima di esprimermi volevo solamente dire che questo non è un contenitore vuoto o di facciata. Questo per me è una scommessa. Per me è una scommessa. Non avrà tutti quei riferimenti o quelle ripetizioni a volte che abbiamo trovato negli emendamenti, ma è una scommessa, è un contenitore che deve essere riempito dai comportamenti dell'amministrazione, e mi richiamo all'intervento iniziale, dall'amministrazione che deve informare, dall'amministrazione, cioè dalla Giunta, che ci deve credere, e fra 6 mesi, un anno valuteremo la bontà o meno, non tanto del regolamento, ma del comportamento che l'amministrazione, cioè la Giunta, terrà. Questo volevo dire. Degli emendamenti lasciamo perdere, alcuni erano di contenuto ovvio, a parte che io avrei preferito, per il mio stile se devo apportare delle modifiche prima conoscere un po' le cose, non così sull'emozione, anche perché se vado a votare sia un emendamento, magari dopo non so come quell'emendamento è rapportato con l'articolo che sta nella pagina prima o nella pagina dopo, e corro il rischio di fare anche delle ripetizioni, perché vorrei leggermele le cose, farmele mie prima di... Alcuni emendamenti erano, diciamo, ripetitivi, tautologici, alcuni erano degni di valutazione, ce n'era qualcuno che era proprio da volo pindarico, cioè io dico solamente, non so dove sta scritto, io consigliere comunale, il presidente del quartiere deve essere subito informato dei provvedimenti di giunta, io invece devo andare a aspettare che vengano pubblicate sul sito, cioè qua abbiamo, ragazzi, la proposta di Fasan, ma non desteriga, è un'inversione da una parte all'altra, e cito solo questa. Poi ci sono tante altre cose inserite, proposte della Lega, che erano anche al limite condivisibili, e lo ripeto, però avevano una ricaduta sulla costosità del personale, sugli impegni e sull'impiego del personale. Per quello dico, utilizziamo internet, posta elettronica e non carta, sull'impiego del personale non indifferente, e far ciclostilare o fotocopiare documenti per Tizio, Caio, Sempronio costa, non è che costi la risma di carta, la 24, la carta, ma il tempo lavoro del personale che viene sottratto ad altri compiti. Cioè, ecco, questo per dire che è una sfida, è una scommessa, e io vorrei esprimere un giudizio sulla validità di questo regolamento fra 6 mesi, perché il regolamento sono carta, sono le persone che lo mettono in atto. Grazie, il voto sarà favorevole. Grazie consigliere Costa. Credo che sia l'ultimo intervento, però aveva già parlato il consigliere Dus. Consigliere Botteon, prego. Sì, Dus era abusivo. Prego. Grazie.
da capogruppo del Partito Democratico voto assolutamente favorevole da parte del Partito Democratico con gioia ed orgoglio. Da consigliere di quartiere avrei sognato un regolamento del genere che mi avesse consentito di partecipare il quartiere ai lavori dell'amministrazione comunale. Questo regolamento lo consente. Ci sono delle perplessità, ho sentito parole pesanti, questo regolamento non ha alcun senso, non dà alcuna funzione ai quartieri. Io credo che coloro che hanno pronunciato queste parole, spero se ne pentiranno fra un po' di tempo, o meglio cambieranno idea, ed invito tutti i cittadini vittoriesi, soprattutto i giovani, ad interessarsi e magari a partecipare ai prossimi consigli di quartiere che oggi andiamo a ricreare. Grazie consigliere Botteon. Posso fare un intervento giusto perché sono stato preso in considerazione dal consigliere Dus, giusto per una precisazione che non vorrei che magari... Prego. Giusto un secondo. Io in merito alla questione dei quartieri appunto ho delegato qualsiasi interessamento a quelle che erano i rappresentanti delle mie liste, anche perché non posso stare dietro a tutto e l'assessorato sui quartieri poi non è di mia competenza. Quindi so che erano stati creati questi gruppi di lavoro che non ho seguito personalmente, quindi mi sono affidato completamente a quello che era il lavoro delle liste, dei miei rappresentanti e dei gruppi che sono nati in questo senso. E so che in giunta, perché ero presente anch'io, è passato poi in via informale appunto il regolamento che abbiamo visto presentato questa sera, quindi era il regolamento di cui poi oggi ci sono stati fatti anche degli emendamenti. E siccome poi il regolamento va votato in consiglio comunale dei consiglieri, quindi comunque è una scelta a livello di consiglieri, e abbiamo visto questa sera come si è espresso ognuno in merito a questa cosa qua. Io quindi personalmente non ho seguito la questione direttamente, perché ho delegato nella massima fiducia qualsiasi questione appunto a questi gruppi di lavoro all'interno dei quali partecipavano anche rappresentanti delle mie liste. Quindi non posso aggiungere nient'altro, nel senso che poi questa sera c'è stata la discussione, ognuno ha espresso il proprio parere, le proprie convinzioni e opinioni sulla base di quelli che erano un attimino anche così i discorsi e gli argomenti che sono stati trattati. Mi fermo qua. Grazie, mi ha chiesto la parola. La prossima volta rispondo anche a quella. Ma consigliere Carnelos, non posso... Conosce il regolamento? Insomma. Consigliere Carnelos. Intervengo perché voto favorevole con una motivazione parzialmente diversa da quella del mio capogruppo. Il mio capogruppo ha motivato il voto favorevole dal punto di vista del merito. Io approverò e darò il mio voto favorevole a questo regolamento da un punto di vista metodologico e dall'organo da cui proviene, che è la Giunta comunale, così come magistralmente presentata e istruita dall'assessore Denardi, e vado un po' indietro ai miei ricordi universitari di diritto amministrativo, e le proposte della Giunta sono la proposta di tutti gli assessori, la non condivisione di una proposta di giunta da parte di un suo componente può essere fatta solo in un unico modo. Nel momento in cui la giunta c'è ed è al completo, è evidente che il consigliere Saracino ha un'opinione diversa da quella della Giunta e di tutti i componenti della Giunta. Questo è semplicemente operare politico. Prendo atto. No, calma. Ritengo che in politica non ci possa essere uno, nessuno e 100.000. Nella vita comune di ogni giorno Pirandello ci dice che possiamo essere uno, nessuno e 100.000. In politica siamo solamente uno, siamo sempre quelli, non è possibile la double face. Grazie. Grazie. Allora
tanto per chiarire, articolo 51, punto numero 5, dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, deve, come lo intendo io, per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo, attenzione, e per la durata non superiore a 3 minuti. Punto. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata del proprio gruppo, hanno diritto di intervenire nei termini sopra stabiliti per precisare la loro posizione. È quello che hanno fatto Dus e Carnelos. Io ho dissentito parzialmente. Saracino, ma lei guardi che essendo capogruppo, avendo già fatto la dichiarazione di voto, io trovo che abbiamo agito in modo corretto. Lei può dichiarare, fare la dichiarazione di voto. In ogni caso dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto. Mi ha chiesto la parola il sindaco Tonon, al quale la concedo volentieri. Prego. Grazie. C'è stato un dibattito piuttosto più vicino, acceso questa sera, e anche a volte un po', come ha sottolineato il capogruppo Costa, folcloristico, nel senso che ci sono stati dei voli pindarici, come li ha definiti, piuttosto arditi, e votazioni su medesimi emendamenti di segno contrario, ma questo probabilmente era dovuto forse anche alla stanchezza vista l'ora. Diciamo che l'amministrazione, fra i due estremismi, quello di chi ha brutalmente eliminato i consigli di quartieri e quello di chi invece vuole la complicazione e la moltiplicazione burocratica degli atti amministrativi già di per sé piuttosto complessi e complicati, come amministrazione abbiamo scelto una strada che riteniamo invece di equilibrio, fatta di buonsenso, di informazione, come recita l'articolo 9, ascolto e confronto sui principali atti amministrativi, e auspicando quella che il consigliere Costa ha definito la collaborazione. La burocrazia, chi ha amministrato sa che al giorno d'oggi è ancora più invadente rispetto a ieri. Leggo solo questa dichiarazione: c'è un'escalation di adempimenti burocratici che i comuni sono tenuti ad espletare, con l'effetto paradossale che con meno soldi si hanno più difficoltà. Numerose sono le scadenze e i report che devono essere inviati alla Ragioneria dello Stato, alla Corte dei Conti e alla Funzione Pubblica. È singolare che questa dichiarazione derivi da un sindaco che appartiene allo stesso partito di chi questa sera ha cercato di infarcire con gli emendamenti lo snello regolamento dei consigli di quartieri. Trattasi del sindaco Marzio Favaro. Grazie. Grazie sindaco Tonon. A questo punto, chiusa la discussione e le dichiarazioni di voto, metto in votazione il regolamento dei consigli di quartiere. Approvazione. Data per letta la delibera, metto in votazione il regolamento. Favorevoli? Contrari? 5 contrari e 11 favorevoli. Il regolamento viene approvato. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? 5 contrari e 11 favorevoli. Approvato. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Interrogazione consigliere Posocco con richiesta di risposta orale. Gentilissimo consigliere Posocco, in merito alla sua interrogazione che lei ha depositato il 16 marzo scorso sulla partecipazione di altri rappresentanti alle sedute delle commissioni consigliari, le preannuncio già che essendo stata inserita all'ordine del giorno avrà a breve risposta da parte dell'assessore Barbara Denardi. Tuttavia devo confessarle che se avessi dovuto seguire la consuetudine interpretativa
e consolidata con la precedente amministrazione, per un'analoga situazione avrei dovuto escludere la sua richiesta in quanto non firmata. Anzi, ironia della sorte, lei pone una questione formale perché chiede quali sono i componenti delle commissioni, con che modalità, eccetera. E anche quella di cui sto parlando io è una questione formale, però come lei sa, e comunque come le assicuro, il sottoscritto importa la forma ma soprattutto la sostanza delle cose, e quindi ho ritenuto di dover inserire regolarmente all'ordine del giorno la sua interrogazione. Do la parola all'assessore De Nardi per la risposta, grazie. Anzi, consigliere, mi scusi, do la parola a lei per l'illustrazione, mi scusi. Prego. Beh, Presidente, rimango così perplesso della sua presentazione. La mia interrogazione viene dopo più vari solleciti al Presidente anche qui in Consiglio Comunale per questa interrogazione. Sono stato costretto a presentarla perché non avevo avuto risposte. Se poi non l'ho firmata, mi scuso, sarà per la prossima volta. L'ho anche consegnata a mano questa. Sì, se vuole non c'è problema. Assolutamente. Sì, era solo per ricevere una risposta, non c'era. Assolutamente. Ecco, allora, l'oggetto dell'interrogazione è l'invito dei altri rappresentanti alle sedute delle commissioni consigliari, che vorrei capire come funziona. Il giorno 24 ottobre 2014 alle ore 13 presso la sala rappresentanza del municipio si è riunita la prima commissione consigliare per trattare tra i punti all'ordine del giorno la modifica dell'articolo 68 dello Statuto Comunale. Su invito del Presidente era presente come uditore il signor Bassetto Mauro, Presidente dell'Associazione Consigli di Quartiere di San Giacomo di Veglia e candidato come consigliere comunali alle recenti elezioni amministrative in una lista di sostegno all'attuale maggioranza. Quando il consigliere D'Area ha contestato la presenza di altre persone in commissione, il consigliere De Valier fa presente che lo Statuto Comunale all'articolo 26,5 permette che si possano invitare altre persone a partecipare. Preso atto che in base all'articolo 6,5 le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche e economiche, nonché chiunque venga ritenuto utile per una migliore definizione delle problematiche in discussione, invito il signor Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale Vittorio Veneto a fare chiarezza in merito a quali sono i componenti delle commissioni consigliari che possono invitare altri rappresentanti in commissione, con che modalità viene deciso l'invito in commissione di altri rappresentanti, se ogni componente della commissione può invitare a suo piacimento, senza informare gli altri componenti della commissione, qualsiasi altro rappresentante perché ritenuto utile per una migliore definizione delle problematiche in discussione, se le modalità di convocazione del signor Bassetto Mauro sono state corrette e se in caso contrario la riunione della commissione debba considerarsi non valida e quindi di conseguenza la corrispettiva delibera approvata in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Prego. Assessore De Nardi, prego. Sì. Allora, consigliere Posocco, questa è la risposta che viene formulata dopo aver ovviamente valutato il parere anche dell'ufficio legale del Comune. Fermo restando l'articolo 26, comma quinto dello Statuto, che come da lei citato recita che le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi, forze sociali, politiche ed economiche, nonché chiunque venga ritenuto utile a una migliore definizione delle problematiche in discussione. Le modalità con le quali possono essere invitate altre persone a partecipare alla commissione consigliare non sono espressamente disciplinate dal regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, che prevede solamente all'articolo 15 secondo comma che le riunioni delle commissioni non sono pubbliche, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possono interessare la collettività. Si può però fare riferimento all'articolo 12 del suddetto regolamento, che al comma 1 così recita: il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori. Nel potere di coordinamento dei lavori è da ritenersi ricompresa ovviamente anche la facoltà di procedere agli inviti di cui all'articolo 26, comma quinto dello Statuto.
Pertanto è possibile anche un invito informale a nostro avviso. È già avvenuto in passato che siano state invitate persone estranee alla commissione a motivo che la loro presenza era stata ritenuta importante per l'argomento trattato. Possiamo citare 2 esempi: la presenza del signor Alessandro Molinari alla riunione della seconda commissione consiliare il 24 settembre del 2010 in veste di responsabile del piano industriale della Vittorio Veneto Servizi, presenza dell'amministratore unico della predetta società, quindi la Vittorio Veneto Servizi, alle riunioni nelle quali è prevista la discussione del bilancio societario della partecipata. In entrambi i casi, o meglio in entrambe le ipotesi, perché nel secondo caso è stato un invito reiterato in più occasioni, l'invito è stato informalmente inviato da parte della segreteria. Alla terza domanda è stato già in parte risposto: non essendo previste formalità per la partecipazione di altre persone alle commissioni, l'informazione preventiva sulla presenza di altri soggetti diversi dai componenti nominati non è prevista come obbligatoria, ma può essere fatta dal Presidente per atto di cortesia, come è avvenuto analogamente in altri episodi in passato. Per quanto riguarda la partecipazione del signor Bassetto Mauro, era stata ammessa dal Presidente senza un invito formale. Il consigliere De Valier Fabio, che era presente in sostituzione della consigliera Sonego Elisa, era intervenuto per rispondere al consigliere Darè, che contestava la presenza del signor Bassetto, semplicemente ricordando cosa è previsto dal regolamento, in quanto ha richiamato anche lei, non certo per attribuirsi, a quanto risulta, la paternità dell'invito. La commissione è stata convocata e si è svolta regolarmente e ritualmente, pertanto è da considerarsi valida a tutti gli effetti. In ogni caso, la modifica statutaria discussa in commissione è stata legittimamente approvata dal Consiglio Comunale con delibera del numero 35 del 28 ottobre del 2014 e ora è esecutiva ai sensi di legge. Grazie. La parola al consigliere Posocco per dichiarare o meno la sua soddisfazione della risposta. Sono parzialmente soddisfatto, perché secondo me appunto rinvito il Presidente della prima commissione a prendere in mano questo statuto regolamento per sistemarlo in queste forme. Poi con tutto rispetto per il signor Mauro Bassetto, però Molinari rappresentava una società partecipata del comune e magari aveva magari un peso un po' superiore per le questioni del comune rispetto a un'altra persona, quindi invito il Presidente a prendere per mano questo regolamento e sistemare questo punto. Grazie. Grazie consigliere Posocco, ringrazio i consiglieri e saluto il pubblico e i consiglieri e do a tutti la buonanotte. A domani l'altro, giovedì 26. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti.